Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 30 maggio, in vostra compagnia come sempre fino alle 10, dopo la prima ora di lettura del quotidiano Il Piccolo, la rassegna stampa in generale. Avremo ospiti Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Fedriga, dalle 8 alle 9 con noi in studio, a seguire dalle 9 alle 10 Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Andiamo a leggere la pagina meteo, la situazione generale. Un anticiclone interessa gran parte dell'Europa occidentale e da venerdì a domenica porterà aria più calda e secca in quota anche sulla nostra regione. Il tempo sarà perciò in genere più stabile e caldo dei giorni scorsi. Le previsioni per oggi venerdì 30 maggio, cielo in genere poco nuvoloso con venti e regime di brezza. Sulla zona montana più probabile cielo variabile, lo zero termico si porterà a ben 3.500 metri di quota rendendo stabile l'atmosfera. Temperature minime tra i 15 e i 18 gradi, massime 22-24 gradi centigradi. Per domani sabato 31, in mattinata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio ancora bel tempo su pianura e costa con venti di brezza e temperature quasi estive in pianura. Mentre sui monti avremo variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, più stabile di nuovo dopo il tramonto. Temperature per domani previste le minime tra i 15 e i 18 gradi, le massime 24-26 gradi centigradi. Andiamo a vedere Il Piccolo, la prima pagina, più facile avere il bonus casa con questo argomento messo in evidenza. Anche i cittadini non ancora residenti e le aziende potranno accedere alle misure della Regione. Il programma da 50 milioni in Consiglio a giugno, criteri meno stringenti, procedure più snelle. La cronaca di Trieste con diverse situazioni in piedi tra lavori pubblici, dibattiti politici e altro ancora. Nuovo acquario, andrà rifatto il sistema di filtraggio per quanto riguarda i nidi e i privati, l'opposizione all'attacco, i dubbi a destra, e poi le linee marittime. Da domenica partono i collegamenti dell'estate. La fotonotizia riguarda lo sport, anche se in realtà si tratta più di questioni legate allo sport che di attività pratica nel suo concreto. Triestina meno 9, infatti il Tribunale federale infligge una sanzione più pesante del previsto per le inadempienze dell'Unione. Qui in foto i giocatori della Triestina durante una partita di quest'ultima stagione. Sono 9, come detto, i punti inflitti alla Triestina. Tra poco nel servizio di Marco Stabile faremo il riassunto di cosa vuol dire 9 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, se la Triestina riuscirà a iscriversi nella deadline dei primi di giugno, proprio il prossimo campionato di Serie C. Ma ci arriveremo con calma dopo la lettura della prima pagina, che si completa con i suoni e i gesti degli atleti negli allenamenti del futuro, l'anteprima triestina di Sport Business Forum, presente un ospite particolare, Tania Cagnotto, che dice: non facciamo pressioni sui bambini, l'importante è che loro quando hanno questa età si debbano divertire, così la tuffatrice a Trieste per il Business Forum. Caos dazi degli Stati Uniti, la Corte li blocca ma un'altra li ripristina. Trump parla di golpe. A riguardo, fotografia di Unitalia oltre la crisi, invece è l'articolo di analisi di Massimiliano Cannata riguardo la tenuta economica e anche politica del paese. Barcolana spiega le vele, si estende fino alla Carni, all'edizione 57 della regata. Ieri la presentazione alla Società Velica Barcola e Grignano. Faremo poi un approfondimento anche su questo, non solo con la pagina 4 del Piccolo, ma anche con le immagini e le interviste del servizio di Tele4. Cinema, la variante di Salvatores, nuovo film tratto da Maurenzig con lo spazio dedicato alla cultura, pagina 30, il rimando da questa prima pagina. Allora andiamo direttamente a vedere le notizie della cronaca locale con come abbiamo detto la questione dell'acquario, l'acquario sulle rive, acquario marino chiuso. Impianto da rifare e riaprire, costa 1 milione, inaccessibile da 5 anni, malumori in giunta, irritazione dell'assessore alla cultura. Inviata al comune la relazione sull'impianto eseguita dagli ingegneri di Genova, che si sono fermati a Trieste per qualche settimana a dare consulenza al comune di Trieste per come procedere riguardo al guasto all'impianto
che sta tenendo fermo e chiuso l'acquario sulle rive. Sono deluso, dice l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, al quale riferiscono i musei civici. Il fatto che l'acquario marino sia chiuso da anni non va giù. Faceva 60.000 visitatori l'anno, ricorda Rossi. La questione si trascina da anni e senza entrare nel merito della questione tecnica, mi limito a dire che sono molto deluso da come sono state gestite le cose, ha detto Rossi. Il comune in questa vicenda è parte lesa, sostiene l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, perché si trova a fare i conti con una struttura che al netto dell'invento e dell'investimento economico non funziona, con un danno anche d'immagine. Aggiunge, era stato dato un incarico a dei professionisti e questo è il risultato. Sono in corso valutazioni dell'avvocatura per tutelare l'ente comunale. Il sindaco di Piazza era il museo civico più visitato, occorre riaprirlo al più presto. In questo articolo poi i dettagli anche di quello che è stato il passaggio dalla sua chiusura ad oggi, con gli interventi fatti che non sono stati sufficienti però per riaprire l'acquario sulle rive. La palestra di Via Locchi al Trieste Campus per 32 anni, la via libera arriva dalla commissione comunale, via libera dalla quarta commissione comunale alla concessione a Trieste Campus della palestra di Via Locchi. L'argomento è stato affrontato nel corso della seduta di ieri mattina, presieduta da Lorenzo Giorgi di Forza Italia, alla presenza dell'assessore con la delega ai project financing Everest Bertoli. Con questa delibera viene lasciato in concessione alla società Trieste Campus per 32 anni il diritto di superficie e la gestione della palestra, ha spiegato Bertoli. La struttura attuale è totalmente fuori norma e tramite lo strumento del project financing verrà rifatta completamente con tanto di un impianto fotovoltaico. Abbiamo superato una pagina, eccola qua, quella dedicata ai nidi. In questo caso il dibattito è politico, nidi ai privati, l'opposizione attacca, ma ora si contesta anche a destra. Il centro-sinistra, asili di Roiano e San Giovanni al pubblico, Brandi di Forza Italia, si smantella così un'eccellenza. Ed è nota la posizione della consigliera di Forza Italia Brandi, ex assessore all'educazione della scorsa giunta di Piazza. È chiara la sua posizione riguardo alla scelta di destinare o meno l'offerta didattica del nuovo asilo di Roiano e in prospettiva anche di quelli di San Giovanni, gli asili che sono in fase di completamento all'ex caserma Chiarle di San Giovanni, a una gestione mista fra il pubblico e il privato. Brandi non ci sta, così come non ci sta anche tutta l'opposizione. Il dibattito andrà in aula, ci sono 121 emendamenti da analizzare, quindi si prevede anche che la seduta sarà ben lunga se non si troverà un accordo sullo strumento da applicare per aprire una volta per tutte definitivamente questo nuovo asilo, in particolare a Roiano. Poi diciamo che il discorso sarà speculare anche per San Giovanni. Servizi educativi organico, c'è l'ennesimo rinvio, basta, si diano risposte. Questa è la protesta della minoranza, una protesta contro gli assessori comunali Avian e De Blasio. Il motivo? La revoca avvenuta per 2 volte consecutive della quinta commissione comunale. A contestare sono i rappresentanti dell'opposizione in consiglio comunale Barbo, Pucci, Salvati per il Partito Democratico, Kakovic per Adesso Trieste, Ricchetti per il Movimento 5 Stelle assieme ad alcuni sindacalisti del settore scuola. Abbiamo chiesto ripetutamente la convocazione della commissione per cercare di risolvere le problematiche relative alla carenza del personale negli asili nido e nelle scuole materne comunali di Trieste, ha spiegato Pucci del Partito Democratico, perché sappiamo che i rapporti numerici fra educatori e bambini non vengono rispettati, con il risultato che gli insegnanti fanno più ore del dovuto per sopperire alla mancanza del personale, togliendole ai supplenti. Pertanto noi chiediamo un ampliamento delle risorse educative, quantomeno a tempo determinato. Questa una delle richieste emerse ieri dall'opposizione. Trasporto pubblico via mare, da domenica il servizio estivo, le tratte verranno attivate gradualmente nelle prossime 2 settimane, poi la Trieste Grado servirà più tempo. L'assessore regionale ai trasporti Amirante, collegamenti strategici a suo giudizio, linea serale per Muggia intensificata dal 14 di giugno. Comune, chiuso il biennio del Consiglio dei ragazzi, lo leggiamo a margine, si è concluso il 6º mandato del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Trieste. Nell'occasione i giovani consiglieri hanno incontrato il sindaco di Piazza, l'assessore
alle politiche dell'educazione e famiglia De Blasio e il Presidente del Consiglio Comunale Pantè, che hanno illustrato il lavoro svolto a partire dal 20 dicembre del 2023 e presentando i risultati del questionario sulle biblioteche realizzato per raccogliere le esigenze degli studenti. Andiamo ad altro, in calo gli infortuni nel porto di Trieste grazie ai protocolli. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in visita nello scalo. Qui vediamo in foto il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Tito Magni, ieri in prefettura a Trieste ha parlato proprio della questione degli infortuni nel mondo del lavoro. Generali apre al pubblico Palazzo Berlam, il Festival degli Archivi, l'archivio storico. Generali aderisce per il 4º anno ad Archivissima, il festival italiano dedicato alla valorizzazione degli archivi, con un'apertura straordinaria di Palazzo Berlam venerdì 6 giugno per approfondire il tema dalla parte del futuro, con un talk dedicato ai palazzi generali di Trieste sul fronte mare, Palazzo Gehringer, Berlam e Carciotti. Seguiamo con la cronaca, rapina con armi al Compro Oro, chiesti 32 anni per la banda, 4 gli imputati alla sbarra per l'assalto del 2021 a Nadia Oro in via Rittmeier, la pubblico ministero Bacer, indizi gravi, precisi e concordanti, le difese nessuna prova. Questo il giudizio del PM, quindi ci sarà poi la difesa dalla parte dell'imputazione. Altre 2 truffe agli anziani, soldi e preziosi ai falsi militari in via del Ghirlandaio e in via dei Giuliani. Le vittime della messa in scena, una donna sulla settantina e suo figlio. Agenti operativi H24 della polizia locale. Parla la CGIL, turni gravosi, esentate gli over 55. Questa è la richiesta del sindacato per andare incontro alla conciliazione vita privata e lavoro di chi è oltre i 55 anni nei servizi di polizia locale con l'attivazione del turno notturno. 20enne morto a Contovello, un minuto di silenzio sui campi. Il frontale di martedì sera in strada del Friuli, una rappresentanza del Vesna in visita alla famiglia di Matteo Millo, il capitano della squadra. Siamo tutti scossi, ha detto il ragazzo. A Santa Croce la società pensa a un'iniziativa di commemorazione. Qui in foto uno dei passaggi di strada del Friuli con un mazzo di fiori, poi una delle foto del ragazzo di Matteo Millo che è morto in questo incidente stradale con lui era a bordo della sua motocicletta, è andato a impattare con un'auto che veniva dalla corsia opposta. Ieri 2 incidenti in passeggio Sant'Andrea con traffico in tilt, per fortuna non ci sono stati feriti, coinvolto uno scuolabus e alcuni altri mezzi. In via delle Fiamme Gialle, viale Campi Elisi, come detto, più il traffico a risentire che fortunatamente persone o veicoli che comunque si sono danneggiati. Lettera aperta al Cirque du Soleil, si ricordi il passato del Silos. Oltre 1000 firme in questa iniziativa che parte da oltre 1000 cittadini e anche 77 fra associazioni e partiti politici che hanno sottoscritto questa lettera per chiedere all'organizzazione del Cirque du Soleil di organizzare nel periodo di permanenza, circa un mese, a Trieste, all'esterno del Silos, in quel grande piazzale dove è in corso di preparazione e nei prossimi giorni verrà aperto, o meglio montato, il Grand Chapiteau. Hanno chiesto di poter organizzare un momento di condivisione per riflettere su quello che è stato in questi anni il destino del Silos, ovvero un luogo di ricovero per chi dalla rotta balcanica e non soltanto trovava all'interno delle volte dell'ex magazzino un luogo dove sopravvivere. Andiamo a sentire il servizio che riprende anche alcuni passaggi di questa lettera, come detto firmata da oltre 1000 persone.
A un anno dallo sgombero del Silos, 77 associazioni e oltre 1000 cittadini hanno firmato una lettera aperta rivolta al Cirque du Soleil, ospite fino a giugno dell'ex magazzino di via Flavio Gioia con lo spettacolo Allegria. Un invito sobrio ma fermo a riconoscere il valore storico e umano di quello spazio trasformato per anni in rifugio informale lungo la rotta balcanica. Benvenuti, benvenute al Silos. Speriamo che troverete il tempo per ascoltare un'altra storia, un'altra versione dei fatti, scrivono gli autori che ricostruiscono il passato del luogo. Da punto di smistamento durante il nazifascismo a centro di accoglienza per profughi istriani, fino alla recente funzione di riparo per migranti esclusi dai circuiti ufficiali dell'accoglienza. Il 21 giugno 2024 lo sgombero ha interrotto quella scenografia di vita quotidiana fatta di attesa, condivisione e resistenza. Ma oggi, con l'arrivo del tendone del Grand Chapiteau, si riaccende una luce. Vi chiediamo di partecipare con noi a una giornata per far rivivere ciò che il Silos è stato. Si legge nella lettera che propone un'iniziativa comune per costruire un momento di socialità, memoria e futuro condiviso. Non una protesta, ma una proposta. In ogni città si ripetono storie simili, in ognuno di questi luoghi c'è uno spettacolo che silenziosamente si crea e si distrugge. Vale la pena raccontarlo anche qui, dentro Allegria. E questo dunque anche con il rimando dell'articolo del Piccolo. Gli eredi di Borsatti donano le foto di Rocco al Piccolo, 4 immagini dello storico giornalista recuperate dalla famiglia del noto fotoreporter. Entrò in redazione già nel 1882, fu uomo di fiducia del fondatore del giornale Teodoro Maier. Rimase fino ai 70 anni e Silvio Benco lo definì il nostro venerato e vegeto anziano. Nel 1916 fu deportato con altri colleghi a Linz e restò lì sino alla fine della guerra. Qui vediamo alcune delle foto. Tra passato e futuro rinasce in via Tarabocchia l'ex macelleria del Paron. A questo infatti si riferisce l'articolo che mescola foto di Nereo Rocco, i figli proprio del Paron, il momento dell'inaugurazione ieri di questa nuova locale in via Tarabocchia. Con l'inaugurazione dell'enoteca leggiamo: completato il recupero dello stabile, l'imprenditore Settimo dice Nereo Rocco una grande figura della città, e dopo vedremo anche alcuni momenti di questa inaugurazione. Proseguiamo col Piccolo. Nel bilancio di Duino Orisina spunta un tesoretto da 16 milioni di euro, rendiconto 2024 approvato a maggioranza dal Consiglio comunale, quasi la metà della somma disponibile per investimenti e spese non ricorrenti. Primo intervento previsto: la manutenzione dell'ex sede della comunità montana. Sindaco Gabrovez dice risorse per lavori importanti, la minoranza attività di governo scarsa. A Sgonico 2 pulmini per il trasporto degli anziani. Andiamo invece a Muggia, centri estivi e scuolabus. A Muggia aumentano i posti con i servizi rivolti alle famiglie e le indagini della Digos sulle scritte ingiuriose, l'attacco al sindaco di Muggia Polidori e le reazioni anche del mondo politico. E poi a Sgonico Witkowska protagonista alla grotta gigante. Nello spazio delle segnalazioni degli appuntamenti a Palazzo Rittmeier una maratona di note per svelare tutte le attività del Conservatorio Tartini, che è coinvolto in molte attività anche con la collaborazione di altre realtà. Un esempio è quello del Calicanto. Poi la pagina successiva: inaugurata la mostra a Santa Barbara nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione e degli eventi promossi dall'Unione dei Circoli Culturali Sloveni ZSKD ETS, l'associazione sloveni del comune di Muggia Kilian Ferluga e la sezione Ampi di Muggia hanno allestito, con il patrocinio del comune di Muggia, la mostra fotografica Santa Barbara, una comunità tra resistenza e ricordo, che testimonia il tributo che i suoi abitanti hanno dedicato ai partigiani del paese e delle frazioni vicine. Ieri c'è stato il taglio del nastro proprio di questa iniziativa. Andiamo alle prime pagine del Piccolo per completare la rassegna stampa anche con le notizie di carattere regionale, nazionale ed estero. Il futuro degli allenamenti, focus sui suoni nella giornata di anteprima di Sport Business Forum, con la partecipazione delle autorità, Trieste Campus e Piscina Bianchi, eccellenze per giovani e over 60, quando la passione incontra l'economia, gli esempi di Olympic Sales e di NL Camp. La tavola rotonda che si è svolta proprio ieri. L'esempio di Cagnotto, la mente è la chiave, voglio fare sentire le voci di tutti gli atleti. La più grande tuffatrice italiana si è raccontata a tutto tondo, il messaggio a ogni genitore: non carichiamo i bambini di pressioni.
quello che ha detto ieri proprio Tania Cagnotto. Ascoltare i rumori generati dai gesti atletici aiuta gli sportivi a perfezionarli. Una frontiera è la sonification, l'associazione di una nota a un tipo di movimento. Questi le contenuti, poi ci sono diversi panel all'interno del Business Forum dove si può parlare, si parlerà di nuoto, di padel, ci saranno ospiti come Caterina Banti alle 16:30, Benedetta Pilato alle 18, insomma gli argomenti non mancheranno. Siamo sempre in tema sport e attività ed iniziative che sono importanti per Trieste. Ieri presentata la 57esima edizione della Kermesse Felica della Barcolana, dal mare ai monti, eventi sull'Isonzo e in Carnia, tra le location il tratto di fiume tra Gorizia e Nova Gorizia e il lago di Cavazzo, parla Gialuz, così uniamo tutta la regione. Lo sentiremo tra non molto proprio nel spiegare quelle che sono le iniziative della Barcolana di quest'anno. Prima però andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore capo Lionello Schillani per il punto sulla mattinata che si presta a diciamo, incominciare con le attività e il traffico e le eventuali segnalazioni. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora inizierei con la notte, che per fortuna per noi è stata tranquilla, solo interventi di routine, controllo del territorio, nessun sinistro stradale rilevato e questo è molto positivo da parte nostra. Attualmente il traffico è abbastanza scarso, andrà via aumentando, ma non prevediamo nulla di particolare, almeno di qualche accadimento che non possiamo prevedere. Per quanto riguarda le manifestazioni, oggi non sono previste, che vadano a interessare la viabilità, saranno invece numerosi e notevoli nel weekend. Può fare un breve accenno, avremo un weekend abbastanza impegnativo. Per quanto riguarda invece i lavori, giornata venerdì è abbastanza ridotto come cantieri. L'unica nota da segnalare: siamo a Miramare, intersezione via Boveto, c'è un ristringimento di carreggiata per una perdita d'acqua, intervento a Cegas, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti sulla direttrice verso centro città per chi entra in città appunto da via di Miramare direzione centro. Questa è l'unica segnalazione per lavori. Altri cantieri nuovi non ci sono da segnalare, sono quelli già conosciuti, e naturalmente il rifacimento segnaletica orizzontale, siamo sempre via di Miramare, Corso Cavour, zona Roiano, qui questo in orario notturno, fare attenzione naturalmente agli operai e al cantiere. Per quanto riguarda il weekend, domani pomeriggio anticipo ci saranno due manifestazioni principali che vanno a interessare la viabilità, un corteo pomeridiano, non sappiamo ancora l'orario preciso, ma sicuramente sarà nel pomeriggio e interesserà il centro città e soprattutto le rive, dove snodarsi sarà via Mazzini Rive fino all'altezza dell'entrata del porto nuovo. Naturalmente saremo più esaustivi nei prossimi collegamenti per avere il percorso preciso. Comunque ci saranno disagi al traffico in centro domani pomeriggio e poi avremo una processione religiosa nella zona via San Pasquale tra 19 e 20, via dei Mille. Questo dovrebbe essere di minore impatto sulla viabilità. Domenica 1 giugno, l'unica cosa da segnalare sono gli sgomberi della nave, quindi la riduzione dell'area di sosta nella zona delle rive, la solita zona antistante stazione marittima, questo da segnalare. Dopo c'è un raduno anche in via Rossetti, all'altezza dell'ex caserma, quindi potrebbe essere dei rallentamenti sulla via Rossetti. E dopo lunedì 2 giugno ci sarà la chiusura delle rive nel pomeriggio per la cerimonia della festa della Repubblica, una chiusura che andrà fatta da via Milano a via Mercato Vecchio intorno alle 17 e si aperturà per qualche ora perché ci sarà naturalmente lo schieramento e lo schieramento dei reparti in armi che si faranno la cerimonia, e naturalmente anche la maina bandiera solenne che sarà intorno alle ore 18. Questo è tutto per oggi, per la mattinata, vi restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, una buona giornata a tutti i telespettatori. Proseguiamo con la Barcolana, come detto, andando a vedere il servizio per quanto riguarda questa 57esima edizione che apre alla parte ancora non esplorata dalla Barcolana, quella della Carnia, e quindi il coinvolgimento di tutta la regione.
Sole Meraviglia, mare, piano. Dove la passione incontra il mare, questo è il payoff dell'edizione 57 della Barcolana presentata oggi alla Società Velica Barcole Grignano. Passione e incontro, due parole chiave che riassumono bene lo spirito della Barcolana, la passione come motore di ogni attività, con lo spirito genuino di chi si spende per un obiettivo, l'incontro come aspetto di coesione sociale, di condivisione, dove in barca come in ufficio tutti si danno una mano, dove le persone, a prescindere dalla provenienza o dalle abilità, si incontrano in una festa che lancia un messaggio sempre positivo volto alla solidarietà e alla gioia di stare in compagnia. Il mare, diciamolo, lo diamo per scontato. Mancano 5 mesi, ma entusiasmo e interesse di tutti presenti oggi, in primis dello staff e del presidente Mitja Gialuz, erano palpabili nell'anticipare il ricco programma con tanti sport che dal 3 al 12 ottobre animeranno il capoluogo regionale, ma non solo. 57esima edizione di Barcolana all'insegna di un nuovo payoff dove la passione incontra il mare. Sarà una Barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La Barcolana per la prima volta arriva in Carnia, si estende a diversi sport, il SUP, il nuoto, una Barcolana fan che addirittura coinvolgerà tutta Italia, la Barcolana Maxi. Tanto mare, tanti sport del mare, ma tanta cultura, Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti e poi domenica 12 ottobre il gran finale con la 57esima edizione della Coppa d'autunno, con tante novità. Per chi si iscrive una lotteria e si potrà vincere addirittura un'automobile per riuscire a coccolare i nostri iscritti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro tra sport genera positività. Da Trieste a Lignano e Grado fino in Carnia al Lago di Cavazzo, una delle novità dell'edizione 2025. Il Lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la terra, la collina, la montagna e il mare nell'arco di 3/4 d'ora, perché da Lignano, dove si terrà la Barcolana Beach Sprint, a Grado dove si terrà la Barcolana SUP, a Cavazzo ci si impiega davvero meno di un'ora, e questa è una peculiarità della nostra regione che insieme a Promoturismo vogliamo valorizzare e promuovere. Restiamo in argomento, sport e divertimento tra kitesurf, SUP, nuoto, canoa e barche d'epoca. Ieri già 40 iscritti al suono della campana, a battere tutti sul tempo è stato l'equipaggio triestino di Olivia, l'Alfa 7 armata da Faggiani. Cambiamo pagina e cambiamo anche argomento. Friuli Venezia Giulia bonus casa, più beneficiari, il programma da 50 milioni in consiglio a giugno, criteri meno stringenti, procedure snelle, potranno accedere alle misure anche i cittadini non ancora residenti in regione e le aziende. Qui lo schema del bando, stanziamento di 50 milioni di euro, beneficiati privati e aziende. I requisiti per i privati: residenza entro 12 mesi dall'ultima fattura ricevuta, l'immobile destinato a un parente, l'immobile destinato alla locazione con un canone calmierato. Per le imprese, sede legale in regione o trasferirla per almeno 2 anni. Gli obiettivi sono il miglioramento dell'efficienza energetica o della sicurezza degli edifici con adeguamenti antisismici, per cui viene erogato il bonus. La sostituzione di infissi, il cappotto, la sostituzione della caldaia, la manutenzione straordinaria o il restauro, il risanamento conservativo, la completa demolizione e ricostruzione. Le agevolazioni sono per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro, ci sarà la possibilità di ottenere il contributo in anticipo e ci saranno agevolazioni anche per le giovani coppie e la cosiddetta fascia grigia con ISEE tra i 20 e i 35.000 euro. Questo proprio per riassumere in punti la misura erogata dalla Regione. Incentivi anche per i genitori che fanno lavori per conto dei figli, questo ha detto l'assessore Amirante. Ecco il piano sicurezza, fondi per le polizie locali e per la vigilanza sui bus. Il pacchetto di interventi prevede uno stanziamento complessivo di oltre 7 milioni e mezzo, la parte più rilevante è destinata alle centrali operative e alle dotazioni dei corpi municipali. Di questo ieri ha parlato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha curato la misura, questo documento che dunque poi è passato al vaglio del Consiglio regionale. Lo sentiamo.
Tante risorse ancora messe a disposizione. Ricordo sempre che quando ci siamo insediati nel 2018 arrivavamo a 3 milioni di euro circa, adesso stanziamo un programma sicurezza, quindi che può essere ancora incrementato con le leggi di assestamento e con altre leggi di settore durante l'anno, ma partiamo da una base di 7 milioni e mezzo di euro. È passato a maggioranza in quinta commissione del Consiglio regionale il programma triennale sicurezza che stanzia 7 milioni e mezzo per potenziare la polizia locale, la prevenzione e la vigilanza sugli autobus, la sicurezza stradale, per citare solo alcuni dei capitoli. L'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti l'ha definito un investimento strutturale. Supporto alle forze di polizia locale per strumentazione, per spese correnti, per impianti di videosorveglianza, un po' per tutta la loro attività e renderli ancora più efficienti, ma anche progetti per il territorio di sensibilizzazione per la prevenzione di determinate tipologie di reato. Penso alla violenza di genere, al contrasto al bullismo e cyberbullismo, ai reati informatici, insomma tutti quei reati fastidiosi che creano allarme sociale e preoccupazione nei cittadini, progetti di educazione stradale con le ACI, progetti che mirano a potenziare i comuni tramite l'utilizzo delle guardie giurate a bordo degli autobus della nostra regione, ma anche nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione sopra i 30.000 abitanti e nei comuni turistici. Il piano triennale, dopo la definitiva approvazione, sarà attuato in sinergia con gli enti locali e con tutti gli attori coinvolti per garantire interventi calibrati sulle esigenze del territorio. Insomma, andiamo ad agire a tutto tondo per poter garantire una risposta efficiente ai cittadini che ci chiedono risposte concrete. Noi siamo disponibili sul tema fino a quando non vedremo una sensibile diminuzione dei reati e soprattutto una percezione positiva da parte dei cittadini ad investire tutte le risorse necessarie e ogni mezzo possibile per garantire la sicurezza sul nostro territorio. Ora noi ci fermiamo per la pubblicità e al rientro proseguiremo con la lettura delle notizie del piccolo. A tra poco. Ritrovati in diretta con Sveglia Trieste per questa rassegna stampa di venerdì 30 maggio. Andiamo al capitolo sanità dal piccolo di oggi, sanità dal 2021 a oggi, meno infermieri ma più medici e OSS. I dati diffusi dall'ARCS il giorno dopo i rilievi della Corte dei Conti sul nodo degli organici. Il saldo totale quasi di più 600 unità. L'assessore Riccardi dice premiare il merito è riorganizzare. Le entrate e uscite di tutto il personale dirigente del comparto del servizio sanitario regionale viene poi dettagliato anche con le territorialità, cioè le aziende sanitarie, la SUGI, l'ASFO, l'ASUFC, il Crodiaviano, il Burlo, il totale anche dell'ARCS, con quelle che sono state le assunzioni, le cessazioni, le dimissioni volontarie, che sono state tante negli ultimi anni, in particolare dopo diciamo dalla ripresa post-Covid, con un saldo che vede un segno più, in particolare per l'assunzione di medici e OSS. Sono di meno invece gli infermieri. Corsi di laurea, la conferenza rivota Alvisa Palese come presidente delle professioni sanitarie. Intelligenza artificiale alleata, si collabori per il cambiamento, le parole del presidente Fedriga e dell'assessore Riccardi al convegno a Villa Manin. Alta velocità con il freno tirato, l'infrastruttura e l'inchiesta, non si sa ancora come uscirà da Vicenza il quadruplicamento dei binari. Tra Venezia e Trieste e tra Padova e Bologna non ci sarà l'aumento delle linee. Il corridoio 5 per alta velocità e alta capacità è stato approvato in Veneto nel 1995. Qui una mappa dell'alta velocità Verona-Venezia con un costo complessivo dell'opera di 13 miliardi di euro. L'entrata in Italia sul Moncenisio, realizzati 40 km su 57, il rapporto Otti Nord sul tunnel toglierà 1 milione di camion al giorno. SOS Carceri, record di detenuti minorenni, celle da 3 metri quadri a persona in 30 penitenziari. Secondo il report di Antigone, in 58 istituti il tasso di affollamento è di oltre il 150%. Crescono del 54% in 2 anni gli under 18, qui il report delle carceri in Italia.
con i detenuti 62.445, la capienza regolamentare di 51.280 posti non disponibili oltre 4.000. Il tasso reale di affollamento è del 133%, 16.000 persone senza posto regolamentare. Negli ultimi 2 anni più 5.000 detenuti, meno 900 posti disponibili. Istituti più affollati: Milano San Vittore 220%, a Lucca 205% e a Foggia il 212%. 58 carceri su 189 superano il 150% di affollamento. I minori: 611 detenuti, di cui 27 ragazze, più il 54% in 2 anni. 381 a fine 2022, sono 587 a fine 2024. Con il decreto Caivano e i trasferimenti punitivi, 189 giovani under 18 trasferiti nei carceri per adulti nel 2024, più 80% rispetto ai 105 trasferimenti del 2022. Perdonate se vi ho stordito con un po' di numeri, però rendono l'idea rispetto a una situazione molto difficile delle carceri in Italia, un po' tutte nel paese. Poi ci sono dei picchi, come abbiamo detto, a Lucca, a Foggia e a Milano, ma molte delle strutture penitenziarie soffrono di una carenza non solo di organico, che quindi serve anche per veicolare organizzazione e sicurezza, ma anche di spazi da poter rendere umani e idonei per ospitare il detenuto. Multe e detenzioni per chi compie reati contro gli animali. È arrivata la legge, provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Il disegno di legge, che ha come prima firmataria la parlamentare di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, diventa così definitivo, visto che era già stato approvato alla Camera lo scorso novembre e non ha subito modifiche al Senato. Tra le novità: multe e carcere per chi maltratta o uccide un animale e stop alle catene. Questo dalla legge, poi è più articolata, questo chiaramente è una sintesi della misura. Fotografia di un'Italia oltre la crisi, scrive Massimiliano Cannata. Il rapporto sull'Italia di Eurispes è stato presentato ieri a Roma, il 37esimo rapporto in Italia. Sprint del governo sul premierato e sulla giustizia, ira della minoranza, primo ok tra le proteste alla legge sicurezza in tempi record, l'opposizione grida vergogna contro il decreto paura, così viene soprannominato. Caos dazi, il mondo in guerra, scontro fra la Corte statunitense e Trump, annullata in tempi brevissimi la sentenza della Court of International Trade che aveva bloccato le tariffe del tycoon. Continui ribaltamenti nel giro di poche ore nella guerra legale che minaccia di trascinarsi fino alla Corte Suprema. Un produttore di vino fa causa contro le tariffe e fa scattare il blocco, una piccola azienda contro il gigante degli Stati Uniti. Per l'Unione Europea un sospiro di sollievo prima del nuovo colpo di scena. La decisione della Corte statunitense aveva rafforzato la linea favorevole all'intesa. La diplomazia continentale aveva visto una chance per avviare nuovi contatti con l'amministrazione a stelle strisce, ma tuttora torna in discussione anche per vedere l'esito del confronto tra le parti. Andiamo in Medio Oriente. Israele accetta il piano statunitense, Hamas non dà garanzie. L'accordo sulla tregua a Gaza resta appeso a un filo dopo una giornata convulsa. Al Arabiya aveva annunciato il sì palestinese, ma in serata è arrivata una smentita proprio per la mancanza di garanzie, secondo le fonti del Medio Oriente e da Hamas. Il governo di Netanyahu aveva approvato la proposta americana nonostante il no degli alleati più oltranzisti. Parla il padre del femminicida. Torniamo in Italia, ennesimo brutale assassinio a una giovane donna, una ragazza in questo caso, 14 anni. Alessio era innamorato di lei, mio figlio un bravo ragazzo, sconvolto nel vederla chattare con un altro. I genitori di Martina, dopo averla ammazzata, si è fatto una doccia e ha cenato. Il delitto di Afragola, questo è il racconto nell'articolo di Franco Tortora, anche delle parole del padre dell'assassino. E la sentenza: sparì in crociera il marito assolto dopo la condanna, era stato condannato a 26 anni per l'omicidio della moglie, scomparsa nel nulla durante una crociera nel Mediterraneo. Dopo 7 anni Daniel Belling è stato assolto da quella pesantissima accusa. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha fatto cadere le contestazioni con la formula piena, perché il fatto non sussiste. Il cittadino tedesco era accusato di aver ucciso e fatto sparire il corpo della moglie Xang Lei Li.
A 36 anni, madre dei suoi 2 figli, la donna si volatilizzò nel nulla nel febbraio 2017 mentre si trovava a bordo di una nave da crociera salpata da Genova e approdata poi nel porto di Civitavecchia. I giudici di secondo grado hanno sostanzialmente respinto l'impianto accusatorio della Procura Generale, che ha sollecitato la conferma della pena inflitta in primo grado. Ammazzata a coltellate davanti alla figlia, Fernanda aveva tentato di scappare, nuovo fatto di sangue nel Torinese. La donna è stata colpita dal marito nella loro abitazione, morta in ospedale. Mezzola, Europarlamento al lavoro perché non accada mai più questo delitto, come detto, si è consumato in Piemonte. A morte di Liliana Resinovic, difensori del marito, servono altri pareri medico-legali. La richiesta degli avvocati motivata dalle differenti conclusioni delle 2 consulenze della Procura. Presentata l'istanza di incidente probatorio, Visintin è indagato per omicidio volontario. Di questo e di altro è stato questo e altro è stato oggetto nella puntata di Ring con Gianluca Paladini e gli ospiti in studio, tra cui anche il professor Martucci. Sentiamo un estratto della puntata di ieri sera. Professore, è possibile a distanza di così tanto tempo, alla luce di nuove tecnologie, trovare evidenze scientifiche che portino nella direzione della tesi dell'omicidio? Certo, diciamo che gli strumenti scientifici cambiano, non solo, ma diciamo può anche essere importante utilizzarli appieno nel modo in cui magari non era stato fatto anni fa. Dopodiché, dico sempre, attenzione, non aspettiamoci evidenze straordinarie. Allora, giusto per fare un'allusione, la questione del DNA. Chiaramente, trattandosi, qui parliamo dell'indagato, di un coniuge, no? La presenza del DNA in talune situazioni può avere molte spiegazioni, no? Ne sentiamo parlare anche in altri casi, in un caso in particolare, no? Che attualmente è a livello delle cronache nazionali. Altri aspetti che possono in qualche modo illuminare per esempio sull'uso del famoso cordino, sulla compatibilità con coltelli, questo potrebbe dare degli indizi utili. Non ci si può aspettare, io ho detto tante volte, che le prove, cosiddette evidenze scientifiche, ci diano delle prove decisive. Io dico subito che, salvo emersioni di circostanze che non conosciamo, e può essere che ce ne siano, perché effettivamente quella descrizione così dettagliata, addirittura col numero civico, fa pensare che vi siano delle cose che magari in sede di discovery emergeranno, per ora non le conosciamo. Allo stato degli atti dico subito che se ci sarà un giudizio, il mio pensiero è che si andrà verso un processo essenzialmente indiziario, con tutto quello che questo comporta. Ecco. Ho già detto tempo fa che se di delitto si trattava, secondo me è assai probabile che più persone fossero coinvolte per tutta una serie di motivi, e fra l'altro, tornando al discorso diciamo, della dinamica, l'idea della preordinazione, anche qui ha qualcosa a che fare. Abbiamo una scena che non è assolutamente disorganizzata, ma per certi aspetti è molto organizzata, e questo appunto mi fa pensare al concorso di altri. Proseguiamo dalle notizie del piccolo. Il delitto di Garlasco. Il riferimento insomma, del professor Martucci era questo: in impronta 33 fra accuse e difesa inizia la battaglia per il consulente dei difensori di Sempio, il generale Garofano. Sul reperto non c'è sangue e su questo dato ci sarebbe una certezza scientifica. Andiamo a Napoli. Uccisa da una statuina, è stato un 13enne, la turista padovana fu colpita proprio a Napoli. Leone, 14ª sorpresa, torna a Castel Gandolfo, la visita al borgo Laudato Si del pontefice. Regione Istriana contro la rovescia per il ballottaggio, l'uscente Miletic punta al bis da presidente, DDI in appoggio, a sfidarlo l'esponente socialdemocratica Radolovic. Si vota poi per i sindaci delle città di Pola, Pisino e Pinguente, oltre che di 5 altri comuni. Venezia, 300 barche, 270 espositori al Salone Nautico, aperta all'Arsenale l'edizione 2025, visitabile fino a lunedì. Brugnaro, in arrivo un centro per la manutenzione degli yacht. Poi l'evento Oscar del cicloturismo, oggi a Trieste ci saranno le premiazioni. L'economia, Morellato Group in vetta al mercato dei preziosi, ricavi a quota 723 milioni. Carraro, nel primo trimestre del nostro esercizio vediamo dati positivi su Germania e Italia. Il gruppo tedesco Christ nel primo bilancio post integrazione ha raddoppiato la sua redditività. Per il monitor intesa distretti del nord-est in ripresa a fine 2024 e poi Generali nuovo bond da 200 milioni di euro contro le catastrofi
Auto Torino investe ancora sul nord-est con nuovi marchi e concessionarie. Il presidente Vanini, Friuli Venezia Giulia e Veneto, 500 dipendenti e il 17% dei contratti. Al via il servizio per aiutare i clienti a valutare la convenienza delle auto a trazione elettrica, anche per dare un impulso al mercato proprio dell'elettrico. Commessa in Uzbekistan per il gruppo Danieli, l'accordo è stato firmato ieri a Samarcanda, presente Meloni, siglata anche un'intesa per portare all'ITS di Udine studenti uzbeki. Questa è la pagina della borsa, e invece quella che vedete ora è quella dedicata alle notizie locali. Andiamo anche in questo caso rapidi, abbiamo già dato un'occhiata un poco più approfondita nella prima parte di rassegna stampa, ma ripetiamo comunque i titoli principali. L'acquario marino chiuso, impianto da rifare, riaprire costa 1 milione, è inaccessibile da 5 anni, malumore in giunta, irritazione dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi, inviata al comune la relazione sull'impianto che è stata eseguita dagli ingegneri di Genova, e c'è Maretta per la mancata apertura dell'acquario in tempi diversi. Alla palestra di Via Locchi al Trieste Campus per 32 anni, è arrivato il via libera in commissione. Poi in Idia ai privati l'opposizione attacca, ma ora si contesta anche a destra. Già la posizione dell'ex assessore e consigliera di Forza Italia Brandi era nota da quando il caso fu sollevato. Servizi educativi e organico, c'è l'ennesimo rinvio, basta, si diano risposte. La protesta della minoranza che ha chiesto infatti che si possa arrivare a questa seduta, a questo incontro per chiarire da farsi. Trasporto pubblico via mare, da domenica parte il servizio estivo, le tratte verranno attivate gradualmente nelle prossime 2 settimane, poi la Trieste Grado servirà più tempo. L'assessore Almirante parla di collegamenti strategici, la linea serale Permuggia è intensificata dal 14 di giugno. In calo gli infortuni nel porto di Trieste grazie ai protocolli, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in visita proprio nello scalo triestino. Cronaca, rapina con armi al compro oro, chiesti 32 anni per la banda, i fatti risalgono al 2021. Altre 2 truffe agli anziani, soldi e preziosi ai falsi militari, vittime di questa messa in scena una donna sulla settantina e suo figlio. Riguardo alla polizia locale e l'armamento che comporta il turno H24, la CGIL parla di turni gravosi, esentate almeno gli over 55, questa è la richiesta. Torniamo all'incidente di martedì dove ha perso la vita il 20enne Matteo Millo a Contovello, 1 minuto di silenzio sui campi nella giornata di domenica. Inoltre, domenica 1 giugno ci sarà un raduno motociclistico in suo onore con 1 minuto di silenzio alla partenza. Questo proprio per ricordare il ragazzo, anche la squadra dove militava il Vesna, che ha visitato la famiglia di Matteo. Il capitano ha parlato del fatto che sono tutti scossi per la scomparsa del compagno di calcio. 2 incidenti ieri in passeggio Sant'Andrea, traffico in tilt, non ci sono stati feriti, coinvolto uno scuolabus, fortunatamente come detto nessun tipo di ripercussione alle persone e anche a chi era a bordo, non solo i pedoni eventualmente coinvolti nel sinistro. Lettera aperta al Cirque du Soleil, si ricordi il passato del Silos, c'è stata una lettera aperta come leggiamo dal titolo da parte di 77 associazioni, oltre 1000 firme di singoli cittadini per cercare un momento condiviso con l'organizzazione del Cirque du Soleil per poter riflettere su quello che è stato fino a poco tempo fa il destino, la funzione del Silos, ovvero un ricovero per senza tetto ma anche per quei richiedenti asilo che non hanno trovato accoglienza nel circuito ufficiale. Gli eredi di Borsatti donano le foto di Rocco al Piccolo, rimase fino ai 70 anni, Silvio Bencolo definì il nostro venerato e vegeto anziano. È proprio l'apertura poi ieri in via Tarabocchia dell'ex macelleria del Paron. È accaduto ieri nel pomeriggio un'inaugurazione alla presenza delle autorità per un nuovo esercizio che apre i battenti. Facciamo un applauso all'inaugurazione ufficiale della... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
L'angolo di Rocco, cioè, detta a modo nostro, l'angolo del Paron. Con ogni riferimento all'aereo Rocco propriamente voluto, tornano a rivivere nella forma di un'enoteca gli antichi spazi della macelleria della famiglia dello storico giocatore e allenatore di calcio triestino che fece le fortune della Triestina e del Milan. Un progetto firmato Edil Group con cui si è voluto recuperare un locale che diventa luogo d'élite dedicato alla cultura del vino e alla convivialità. Una trasformazione che sarebbe piaciuta di certo a Rocco che, a tavola davanti a un buon bicchiere, sapeva costruire quello spirito di squadra che va ben al di là del mero aspetto del campo e della tattica. Dopo 26 anni di area dismessa siamo riusciti a riqualificare questi due edifici, realizzando un po' la chicca di questo edificio alla punta di via Slataper, dove onoriamo Nereo Rocco per quello che ha costruito e ha fatto per questa città, creando un punto di incontro nella nostra enoteca per sviluppare network e dare vita a un luogo che era fermo e ridarlo ai triestini. Immancabile un commento di uno dei due figli del Paron, Tito Rocco, che insieme a Bruno porta avanti i racconti e le memorie di un mito dello sport triestino. È un grande ricordo, è un onore che sia ancora ricordato anche in questa maniera nel luogo dove mio padre ha anche lavorato nei tempi passati, per cui questa era sempre la nostra casa negli anni qua. Adesso siamo contentissimi che rinasca. Andiamo avanti ancora con la lettura del Piccolo, di nuovo un riepilogo delle notizie locali, anche della provincia. Nel bilancio di Duino Risina spunta un tesoretto da 16 milioni di euro, rendiconto 2024 approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale. 2 pulmini per il trasporto degli anziani a Sgognico, a centri scuolabus a Muggia, aumentano i posti per i servizi alle famiglie, l'indagine della Digos sulle scritte ingiuriose, l'attacco al sindaco di Muggia Polidori e le reazioni anche del mondo politico. A Sgognico, Witkowska, protagonista alla Grotta Gigante, siamo alle segnalazioni, al Palazzo Rittmeier una maratona di notte per svelare tutte le attività del Conservatorio Tartini, inaugurata la mostra invece a Santa Barbara, 80° anniversario della liberazione. Cultura con Salvatores, la variante di Trieste, il regista ha annunciato a Milano la presentazione dei Corti senza confine, che girerà il 6° film nel capoluogo, tratto da romanzo di Paolo Maurenzi. Andiamo ora invece alla pagina sportiva con Brown che è l'MVP insieme al basket. Stando ai numeri, l'americano è stato il miglior giocatore di Trieste. Jutov l'uomo più utilizzato invece dal tecnico Christian. Per il nuovo coach i rumors su Foyce, oggi semifinale 1. Cominciano le voci di mercato in attesa della finale playoff per lo scudetto. Salta Giuntoli, siamo al calcio nazionale, ribaltone Juve, cambiano i dirigenti dell'area tecnica, Balzer panchine, Conte resta a Napoli, Allegri invece va al Milan. Domani c'è il raduno, il 6 giugno la Norvegia, siamo alla nazionale. Questa invece è la rosa dei conti con il Giro d'Italia 108 e i protagonisti. Noi però facciamo un focus sulla Triestina, perché ieri è arrivato la sentenza, diciamo, dei punti combinati per la penalizzazione da scontare nel prossimo anno, come abbiamo visto dall'apertura del Piccolo. Facciamo il punto nel servizio di Marco Stabile. 9 punti di penalizzazione, l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C a serissimo rischio e lo spettro del fallimento dietro l'angolo. E questo ad oggi il reale quadro in casa Unione Sportiva Triestina Calcio. Ma andiamo con ordine. La sezione disciplinare del Tribunale Federale della FIGC ha decretato ben 9 punti di penalizzazione che la Triestina dovrà scontare nel prossimo campionato a seguito dei mancati pagamenti dello scorso 16 aprile. Contestualmente sono arrivate le inibizioni per 7 mesi al presidente Ben Rosenweig e all'amministratore delegato Sebastiano Stella. Mettendo da parte il discorso calcistico per un momento, ora la questione è questa: saldare 4.990.000 euro tra contributi arretrati che hanno causato la precedente penalizzazione, stipendi dei calciatori e dei dipendenti al 30 aprile e fornitori, molti dei quali già pronti a rivalersi in sede legale entro mercoledì 4 giugno, in tempo utile, cioè per completare l'iscrizione con le necessarie pezze d'appoggio al campionato di Serie C che ha scadenza 6 giugno. Qualora in quel contesto la Covisoc ravvisasse la presenza anche di un solo mancato pagamento o decreto ingiuntivo, salterebbe la possibilità per l'Unione di giocare in Serie C.
A quel punto si aprirebbero pure le porte per un possibile fallimento della società, qualora le cause dei singoli creditori approdassero in tribunale. Ma perché stiamo prefigurando questo scenario da tregenda? Perché ad oggi i pagamenti non sono stati fatti e perché il fantomatico investitore americano ora si troverebbe a dover investire 6.500.000 euro a perdere prima ancora di aver messo nero su bianco un business plan. Il 1,5 milioni aggiuntivo riguarda infatti gli ulteriori 750.000 euro da saldare a luglio per gli stipendi di maggio e altrettanti ad agosto per gli stipendi di giugno. Sperando ovviamente di essere smentiti da un miracolo a stelle e strisce, temiamo un'estate quanto mai triste in casa alla Bardata, dopo aver vissuto una salvezza sul campo a Rocco che aveva aperto negli auspici di tutti uno spiraglio per un'uscita dalla crisi. Al momento la finestra si sta chiudendo. E questa che adesso vi facciamo vedere è la pagina di riferimento del Piccolo, stangata sull'Unione con il Tribunale federale che infligge una sanzione ancora più pesante del previsto per le inadempienze del club. Si partirà da -9 punti. Andiamo in pubblicità, chiudiamo qui la rassegna stampa. Tra poco con noi il consigliere regionale della lista Fedriga, Carlo Grilli. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, ben ritrovato a Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Fedriga, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Dicevamo che gli argomenti non mancano, ce ne sono tanti, potremmo stare qui fino a mezzogiorno, gli ho detto a Carlo Grilli, almeno dopo andiamo a pranzo assieme, no? Sì, almeno un panino. così passiamo, continueremo a parlare con davanti qualcosa da mangiare. Esatto. Allora, comincio con un argomento serio, non che gli altri non lo siano, ma probabilmente tocca più da vicino anche tante persone che lavorano nel contesto, quello delle professioni, la mozione che lei ha presentato sulle professioni usuranti. Si parla di educatori che hanno a che fare in particolare col mondo della disabilità. Ne abbiamo dato poi il servizio l'altro giorno, c'era Laura Buccarella proprio sul pezzo, ed è una misura che va ad aggiungersi ad altre che nel tempo, anche attraverso l'impegno di altre persone, si sono portate all'attenzione, perché il mondo è un po' cambiato e anche le esigenze di questi lavoratori che hanno a che fare con persone fragili, che hanno a che fare con problematiche, devono essere in qualche modo rimesse in discussione. Allora, io ho ascoltato un po' il territorio, ma è anche vero che nel tempo, in questi 20 anni a cui io dedico una parte di vita all'amministrazione pubblica, ho imparato a conoscere e quindi mi sembrava giusto, anche doveroso, riconoscere a questi operatori che accompagnano la vita dei nostri figli fragili, ma che si occupano oltretutto di salute mentale, di tossicodipendenze, di devianze, il riconoscimento di professione usurante. È un qualcosa che è richiesta da tempo, ma credo che sia assolutamente corretta. Questa misura che naturalmente ha il via attraverso la mia mozione in Consiglio regionale, che dà il compito alla Giunta poi di promuovere questo tema a livello nazionale, perché è il governo nazionale certamente che legifera su questo fronte. Parliamo di 200.000 operatori e operatrici a livello nazionale, l'80% sono donne. Ecco, questo è un dato secondo me significativo e sono 7.000 nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi un numero molto, molto importante di persone, ripeto, prevalentemente femminili, che si occupano delle persone fragili. Quindi parliamo di un lavoro che impone certamente una formazione importante, serve chiaramente la laurea triennale, ma serve anche una dose di empatia e di capacità di entrare in relazione con l'altro. Spesso parliamo di persone che hanno difficoltà nel relazionarsi, quindi potete pensare che l'impegno sia assolutamente gravoso. Quindi il mio è un doveroso grazie a queste figure professionali, e consentirebbe loro intanto di andare in quiescenza 3 anni prima. In attesa però che si legiferi anche in una condizione finanziaria
che certamente potrebbe essere il migliore per questi professionisti e che frenerebbe anche la fuga verso altre professioni. È una delle professioni secondo me importanti, cioè ogni azione sociale che impone la figura dell'accompagnatore socio-pedagogico deve avere un giusto riconoscimento. E quindi mi sembrava, ripeto, doveroso anche per la conoscenza che io ho maturato in questi anni nei confronti di persone che dedicano veramente molto del loro tempo diciamo, in accompagnamento ai nostri ragazzi, che poi non sempre sono ragazzi, parliamo anche di adulti complicati, dove anche dirò che situazioni anche critiche, anche di violenza possono accadere, perché parlare cioè confrontarsi con una persona in astinenza da dipendenze o parlare anche con persone diciamo che hanno delle difficoltà relazionali certamente va anche a sfociare in qualche comportamento violento che magari non è dettato da cattiveria ma soltanto da sofferenza. Certo. Però è chiaro che la formazione di queste persone deve essere tale da riuscire ad affrontare e i casi purtroppo succedono, quindi è ripeto, è un grazie, un semplice grazie a questi operatori. Prima di andare alla telefonata le chiedo, consigliere Grilli, qual è l'iter, no? Lei con la mozione ha innescato diciamo, un processo, poi la palla passa dalla giunta con la richiesta al governo di potersi fare parte attiva, dovrebbero cambiare la normativa. E poi ci deve essere qualcuno che la impugni a livello nazionale, un parlamentare con i quali già comunque abbiamo... Allora, io ho intercorso una relazione anche con le associazioni di categoria, per cui cercheremo di muovere tutte le nostre maglie che ci portano fino a Roma affinché ci sia un documento a livello romano che dia il via a questo iter. Ok, andiamo a sentire la telefonata, la prima di questa mattina. Buongiorno. Dottor Gullotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono Fulvio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non so neanche io da dove incominciare per rispondere ai tanti quesiti che si pongono ogni mattina su Sveglia Trieste. Dalla sanità in poi. Un caso che è successo a me ieri, mi serve un'ecografia alla spalla, ho chiamato, sono andato al CUP, sa per quando mi davano la prenotazione? Luglio 2026. Ma dico, alla gente non succede niente, la gente non si informa, non guarda, tutto quello che gli propinano sotto al naso va tutto bene? Hanno capito perché siamo in questa situazione? Questa situazione è stata creata in 60-70 anni. Tutti quanti si sono dimenticati delle cattedrali del deserto, dello scandalo delle lenzuola delle ferrovie, la Corte dei Conti, con il terremoto dell'Irpinia. Il terremoto dell'Irpinia è costato 12 volte, perché l'ho letto, a meno che non scrivino solamente baggianate, 12 volte il preventivato. E poi un'altra cosa, qua nel territorio libero di Trieste abbiamo il peso di parte del debito italiano con le tasse ingiuste che ci vengono applicate. Non vedete che hanno addirittura cambiato, l'unica regione in Italia che ha cambiato l'IMU in Ilia. Perché? Perché la legge non era stata estesa. Siamo un altro Stato e siamo trattati peggio dei sudditi. Va bene. Quello che ha detto anche l'altro giorno l'esimio avvocato Pasino, ma guardi, io non so come una persona, che tra l'altro è uno dei principi del foro di Trieste, dica quelle cose, che tra l'altro erano anche offensive. Perché ha detto che quelli che seguono il territorio libero sono praticamente degli ingenui, per usare un eufemismo. Sono degli ingenui e si lasciano prendere in giro. Ma stiamo scherzando? Scherzando? Qua siamo derubati e nessuno ha vergogna di stare zitti. Siamo tutti omertosi.
Ok, grazie. L'omertoso, diciamo, lo riserviamo a qualcun altro, anche perché insomma, diciamo, è un termine che è stato usato in altri contesti e non credo che sia affiancabile così facilmente ad altro. Prego. No, volevo precisare che la mozione è stata presentata, ma deve arrivare adesso in aula del Consiglio regionale, ma do per certo che verrà approvata all'unanimità, ecco, ma non è stata ancora presentata, questo per dovere, diciamo, di iter procedurale anche da parte del Consiglio regionale. Sì, di come funziona il Consiglio regionale. Però diciamo che il bello anche della politica è che su questi temi generalmente c'è sempre una grande condivisione. Quelli soprattutto della disabilità. Buona giornata consigliere Grilli e del telespettatore Claudio Visintin, piena solidarietà al sindaco Polidori per le frasi offensive e di dominio pubblico, una questione denunciata in questa trasmissione della salute pubblica, le lunghe liste d'attesa, la carenza di medici e di infermieri, anche se è un tema trito e ritrito, ma visto che lei è componente autorevole in Commissione Terza della Sanità, Servizi Sociali, cosa pensa di fare? Poi droga e alcol, piaghe sociali, sarebbe opportuno che la Regione rafforzi le campagne per informare e sensibilizzare, chiede Visintin. Allora, passiamo dalla seconda. Io attraverso un emendamento che ho presentato l'altro anno in Consiglio regionale e che è stato approvato, ho finanziato attraverso 150.000 euro per 3 anni, quindi 50.000 euro ogni anno, delle campagne di sensibilizzazione che possono essere svolte da associazioni o enti nel promuovere nelle scuole un tipo di vita, diciamo, salutare e rendere attenti i nostri ragazzi del pericolo che le droghe di qualsiasi tipo possono provocare. Tra l'altro stiamo assistendo all'uso improprio di droghe in bambini, io li definisco proprio bambini perché stiamo parlando di ragazzini e ragazzine di 12-13 anni. Voglio ricordare che se la droga di qualsiasi tipo viene assunta nel processo evolutivo della persona può provocare dei danni neurologici irreversibili. Quindi il mio contatto personale sia con il Bullo e soprattutto con l'azienda sanitaria nei progetti di dipendenze e il mio lavoro anche in Consiglio regionale proprio volge nell'azione preventiva e di sensibilizzazione dei nostri ragazzi. Certamente parte dalle famiglie, ma è opportuno che le scuole si facciano carico attraverso proprio questi progetti che, ripeto, la Regione attraverso il mio emendamento finanzia, di promuovere nelle scuole dei momenti di grande sensibilizzazione. Sia l'alcol sia la droga assunti in età precoce provocano dei danni veramente importanti, quindi si va a rischio di mettere in complicazione un percorso di vita in bambini che evidentemente fanno fatica a comprendere quanto sia pericoloso l'uso di queste sostanze. Quindi grazie al signor Visintin che tende sempre a puntualizzare certi temi, ma è un tema che a me sta molto a cuore proprio perché avendo lavorato con bambini anche molto piccoli conosco assolutamente anche le difficoltà certe volte delle famiglie di rendersi conto di determinate situazioni, quindi è opportuno stare vicino a questi bambini, è opportuno stare vicino alle loro famiglie. Siamo in un mondo veramente complicato dove i dialoghi tra il mondo dell'adulto e il mondo dell'età giovanile fa fatica a trovare una quadra e quindi è importante che la scuola anche si assuma questa responsabilità, ma è importante che lo faccia anche attraverso dei finanziamenti che la Regione mette a disposizione proprio per trovare dei momenti di sensibilizzazione, di coinvolgimento e quindi promuovere uno stile di vita che sia il più salutare possibile. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e al signor Grilli, ho avuto a che fare, incontrato e parlato con lui, è una persona veramente a moda. Buongiorno. Il mio problema è un altro. Fino a qualche tempo fa, avvisando i vigili urbani, parlo del verde pubblico. Sì. È una strada che la frequento giornalmente, e la strada è via il Merigotti e proseguendo oltre la ciclabile la via Monfalcone.
Sulla via Almerigotti sono due punti critici, il verde che è dal privato che entra sulla pubblica via impedisce il libero passaggio delle macchine. La via Monfalcone invece all'altezza della chiesa dei Mormoni è praticamente buia con tutte le illuminazioni che c'è, perché gli alberi hanno sovrastato le linee telefoniche e avvisando fino a qualche anno fa, avvisando semplicemente i vigili urbani, provvedevano a dare il lavoro, cioè a far svolgere la pulizia di queste cose qua. Adesso invece mi fanno chiamare il comune, sono 4 giorni che in comune da un numero all'altro passo le linee, mi passano gli addetti che non rispondono, e il problema è sempre, sta peggiorando, perché in quel tratto di strada se passa una macchina non passa un pedone. Chiaro. È possibile avere cioè, telefono forse chi di competenza o il signor Grilli qua non ha voce in capitolo, ma essendo stato in comune prima potrebbe fare in modo o far intervenire qualcuno per vedere la situazione reale com'è. D'accordo, grazie. Allora, se la risolviamo con una battuta, io voce in capitolo non ho soltanto a casa mia. No? Per il resto io sono dell'idea che tutto ci compete, e quindi chiameremo il buon assessor Babuder, che è sempre pronto a rispondere. Mi spiace questo palleggiamento di mail, perché in effetti va a innervosire la cittadinanza, e quindi posso capirlo. Daremo un colpo di telefono all'amico Michele Babuder e vedremo di sollecitare questo intervento. Posso cogliere l'occasione, visto che parlavo di casa mia. Noi andiamo spesso, cioè chi si occupa di cosa pubblica è quello che va sul giornale, quello che viene in televisione, quello che appare sempre. Però a me piace ricordare che ogni azione che noi facciamo, se non è sostenuta dalla famiglia, poco si fa. Quindi un ringraziamento a chi sta dietro le quinte, secondo me è importante. Cioè, tutti noi abbiamo un percorso che però è condiviso dalla famiglia, quindi un ringraziamento in questo caso a mia moglie, ma anche a tutte le mogli, mariti, compagni eccetera, che ci sopportano e ci sostengono in questo percorso. Tra l'altro io la prossima settimana avrò il piacere di festeggiare i 40 anni di matrimonio, per cui l'occasione di cogliamo questa occasione, assolutamente fatto bene. C'è una mail che ci scrive Corrado Tremul, una domanda: dove sono i rappresentanti della nostra unione? Presidente, Menta, Stella, nulla da dire? E poi un saluto ai cittadini, a tutti i tifosi e anche a Grilli. Sì. Scrive Corrado Tremul, che sappiamo, oltre a essere consigliere comunale, è un accesissimo tifoso della Triestina. Allora, non parlatemi della Triestina. Allora, io non sono un grandissimo tifoso della Triestina, ma non per motivi sportivi, ma perché, essendo stato in giunta per molti anni, ho visto un mare di soldi essere così finanziati nei confronti di questo settore, con dei risultati che purtroppo stiamo assistendo. Tra l'altro io sono anche firmatario di un emendamento per il rifacimento del campo assieme agli altri consiglieri regionali. Purtroppo vedo però che la società, per quanto in campo si possa fare, non risponde a quelle che sono le aspettative, quindi a me dispiace molto per i tifosi della Triestina, ma onestamente cerco di seguire altri sport che mi fanno meno male al fegato. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e al consigliere Grilli, Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno Grilli. Allora, non parliamo della Triestina, non so Gulotta, voi avete visto che io non parlo perché in 56 anni che seguo la Triestina ne ho passate di cotte e di crude, anche da questo abbiamo fatto una volta per evitare il mi aiuti Grilli, Gulotta, il fallimento. Allora Grilli, io invece volevo parlare di droghe, no? Droghe, sì, ci sono tantissime droghe, il fumo, il vino,
e poi la coca e tutte quelle cose là. Però per me, mi scusi, forse mi inimicherò più di qualcuno, per me anche lo smartphone ai minori è una droga. Se non avessero lo smartphone non troverebbero in certe gang a un'ora prestabilita e non seguirebbero certe cose, perché non tutti i genitori riescono a seguire i figli sui loro smartphone. Per me ci vorrebbe un'età superiore, a un'età, non so, 15-16 anni, proprio per evitare che i ragazzi usino lo smartphone impropriamente. Per un'urgenza, perché serve sempre un'urgenza, basterebbe un cellulare in cui loro non potrebbero andare sui social e non potrebbero andare in internet. Questa è una mia opinione, che odio lo smartphone, però a parte il mio odio per lo smartphone penso che sia una cosa giusta. Mi sembra, Gulotta, che anche oggi o ieri c'era un articolo sul quotidiano contro lo smartphone sui minori, perché sono piccolissimi. Ho visto bambini in carrozzella con lo smartphone, certamente guardavano dei cartoni animati o d'altro. Penso non sia giusto un libro cartonato come usavo io con le mie figlie per giocare anche in carrozzella o d'altro, non lo smartphone. Grazie. Grazie signora Nivea, prego. Ha toccato molti temi. Allora, partiamo da uno dei primi temi che ha toccato, paragonando il vino e la droga. Io su questo onestamente non posso essere d'accordo. Cioè, il vino è un patrimonio culturale del nostro territorio, di tutta l'Italia direi, che è patria di grande cultura, di storia, di tradizione. Allora non è l'oggetto in sé o l'articolo in sé, è l'uso sproporzionato. Cioè, un bicchiere di vino a un'età idonea non fa male, certamente un litro di vino a un'età, a qualsiasi età, non fa bene. Ecco, la droga non fa bene tout court. L'uso dello smartphone oggi è imprescindibile, cioè non possiamo che convivere con questa situazione, con questo strumento, imparare però a gestirlo. Sì, ci sono delle campagne anche a livello scolastico che sensibilizzano l'utilizzo di questo strumento. Oggi però i tempi sono cambiati e quindi io credo che vietare un qualcosa, specialmente per un ragazzo giovane, e dargli la possibilità di trovare lo stratagemma per utilizzarlo. Quindi imparare invece a gestirlo è un'altra cosa. Poi noi demonizziamo sempre l'utilizzo degli smartphone sui giovani, ma anche noi adulti. Ammetto anche un mio limite, anche io sono sempre tutto il giorno col telefono, un po' per lavoro, un po' per altre cose, no? Ecco, perché ormai fa parte della nostra vita. Ecco, imparare ad utilizzarlo al meglio, questo è invece, io credo, l'obiettivo. Quello che è parte integrante del processo educativo della famiglia, della scuola, è questo, è quello di imparare a gestire uno strumento che sicuramente è valido, è imprescindibile ormai, perché attraverso lo smartphone hai tutta una serie di nozioni, di indicazioni che facilitano la vita delle persone. È chiaro che un utilizzo smodato o addirittura non conforme, ecco, a quello che è l'età, certamente fa male. Danno, certo. È vero che il libro cartonato, come parlava Nivea, specialmente per chi è la mia età, ma anche per molti giovani, perché non dobbiamo, come dire, classificare, generalizzare l'età. Il libro cartonato cioè il profumo della carta ha un fascino, specialmente per me, che sono un accanito lettore, estivo tra l'altro, perché io leggo sempre soltanto d'estate, perché d'inverno non riesco allora d'estate, quando abbiamo un po' di momenti di libertà, no, io ho già la mia pila di libri che so che leggerò durante qualche momento di vacanza, ha un fascino irresistibile che nessun smartphone può dare, e anche la capacità di lettura è un qualcosa che è insita e ti apre la testa. Certamente noi dobbiamo convivere con degli strumenti oggi che ci consentono addirittura, se vai in vacanza, una volta
una volta avevamo le nostre compagne o chi stava alla destra del guidatore con le cartine in mano, no, per dire dove è la strada. Oggi abbiamo quasi tutti ormai i navigatori in macchina o comunque utilizziamo Google Maps per trovare l'indicazione più corretta. Fa parte della nostra vita, è importante saperlo gestire e non esserne schiavi, come a me purtroppo succede, qualche volta anche a me. Insomma, poi l'esempio lo danno i genitori quando si parlano dei figli. Esatto, è chiaro che se siamo a casa e c'è il bambino e vede che i genitori sono col telefono davanti, hanno l'istinto di dire allora lo faccio anch'io. Sì, no? Poi dobbiamo pensare anche una cosa, cioè una volta, per esempio anche, non so, se parliamo, qua è un discorso un po' da vecchi, no? Quando parliamo... da boomer. Da boomer, sì. No, cioè una volta c'era la TV dei ragazzi, a una certa ora c'erano i cartoni animati, adesso H24 sui canali, demand, no? Ecco, ci sono i cartoni animati dalle 0 alle 24, per cui è anche normale purtroppo che i bambini ogni tanto si adeguino a questi strumenti. Poi una vita veloce che purtroppo tutti abbiamo, certamente consegna un tablet a un bambino perciò che stia buono, tranquillo, e non è una cosa che è sempre corretta, ma purtroppo questo è il nostro tempo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. La pubblicità, buongiorno, rimango in linea. No, prego, parli, non si preoccupi. Ah, ok, buongiorno. Allora niente, sono Oscar. Buongiorno Oscar. Carlo, ben sentito, ben visto. Ci dica. E volevo fare una considerazione. Ho letto un articolo, Carlo, per quanto riguarda sul Corriere della Sera della settimana scorsa, per dire la verità, sabato. Sì. E quale questo Corriere, questo articolo diceva verità non dette su tasse, pensioni e sanità. Una cosa molto interessante, a cura del dottor Alberto Brambilla, presidente studi, osservatorio itinerari previdenziali sulla spesa pubblica ed entrate, nel quale dice che il 60% della popolazione non paga le tasse. Il 24% della popolazione paga le tasse appena sufficienti per le spese e il 17% ha il 17% e tutto il resto del carico fiscale, cioè di persone che vanno a dichiarare 35.000 euro lordi, pagano tutto, pagano per chi che non sta pagando. Quindi il discorso, secondo me, andrebbe visto a monte, la carenza di soldi, la carenza di stipendi per i sanitari specialmente, è una carenza che deriva appunto dall'alto, cioè non ci sono i fondi sufficienti, ma se solamente il 17% sono quelli che pagano realmente e il 60% evade, perché poi è spiegato nell'articolo, non è che evade che proprio non le paga proprio, ci sono tantissime agevolazioni che lo Stato dà ed è lo Stato stesso il primo che praticamente concede di non pagare a certi soggetti. Forse queste cose andrebbero un po' riviste, un po' rivisitate, un po' approfondite e migliorate se possibile. Ecco, tutto qui. Okay. Grazie e buona salute. Grazie Oscar. Se vuole rispondiamo subito Grilli e poi andiamo in pubblicità sul discorso evasione fiscale, chiaramente è un peso per il paese, ma certo, però e poi si declina anche nei comuni. È vero, però è anche vero che è una questione di soldi in parte, ma è una questione anche di rendere accattivante un mestiere che è quello sanitario, parliamo di medici, parliamo di infermieri, che devono avere un riconoscimento finanziario adeguato, cosa che onestamente non è, e devono avere anche una capacità di salire la china prestazionale del loro percorso professionale. Oggi il privato rende molto veloce questa dinamica, cosa che il pubblico non riesce a fare. Oggi la sfida è proprio quella, ritornare a rendere il servizio pubblico appetibile e quindi frenare la fuga di professionisti che chiaramente optano per il settore privato, che chiaramente è molto più veloce, è molto più redditizio rispetto anche ai salari e ai compensi, e offre evidentemente
possibilità professionali migliori rispetto al pubblico. La sfida è quella proprio di invertire questa situazione, questa tendenza e ritornare ad avere una sanità che risponde a tutte le esigenze del territorio. Io onestamente su quel discorso del signore di prima, sulla spalla, cioè non so che tipo di gravità aveva, posso però testimoniare, ma non perché sono consigliere regionale, perché oggi come oggi è bene dire che non cambia niente quando hai bisogno di una prestazione sanitaria, che le tempistiche rispetto a determinate situazioni sono sufficientemente veloci. Cioè io questo mi sento di dirlo perché le ho provate anch'io attraverso anche conoscenze, eccetera. Certo, c'è esperienza diretta. Esatto. Dobbiamo andare in pubblicità, come detto, ci fermiamo qualche minuto, torneremo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere regionale della lista Federica Carlo Grilli, diciamo declinato invece in ambito comunale di Idea Giuliana. Esatto. Ecco, sì. Così abbiamo la doppia veste. dicitura. Sì. Le leggo una mail che parla proprio di questioni diciamo politiche. Buongiorno, ma Grilli, che faceva parte di un partito perché eletto in quello, come mai non ha aspettato le prossime elezioni per farne un altro? È stato votato come persona, ma perché appartenente a un programma di partito, mire di carriera e soldi? Totale delusione, lui e quelli che in politica si comportano così. Chiedo, considerato che è stato in TV e moltissimi elettori guardano a queste persone come quelli che passano da un partito ad un altro dopo essere state votate, scrive Paolo. Quindi il riferimento è alla sua appartenenza prima alla lista di piazza, poi adesso alla creazione di Idea Giuliana, e quindi lei la risposta. Allora, questione di soldi no, perché grazie a Dio io ho un lavoro, ho un'azienda, tra l'altro con grande soddisfazione, siamo in terza generazione, per cui ho i miei nipoti che adesso collaborano con me e quindi ho il piacere di condividere a livello familiare un'azienda che sta lavorando all'interno della città dagli anni 70. Io sono entrato in questa azienda nel 2003 e con grandissima soddisfazione stiamo continuando il nostro percorso, quindi abbandoniamo questa onestamente non carina considerazione. Io sono stato votato in consiglio comunale con la lista di piazza, fiero di essere stato parte della lista di piazza per un grande percorso, e io non posso che ringraziare il sindaco Roberto Di Piazza, che è io lo considero quasi un fratello maggiore, ma che scommise sulla mia persona nel 2006 affidandomi un ruolo importante e delicato qual è l'assessorato delle politiche sociali, e a me che avevo come curriculum soltanto il fatto di avere un figlio con fragilità, con disabilità. La storia ci racconta che poi questa avventura è andata bene, aveva visto lungo più lui di me, e quindi abbiamo condiviso per 18 anni un lungo percorso. Poi è arrivato il momento delle candidature per la regione e quindi la regione, quando il presidente Federica decise di costituire la lista Federica di fatto era un'espressione regionale di elementi civici, per cui sia io che per esempio anche il Presidente del Consiglio Panteca ci candidammo, quindi non cambiando casacca ma entrando in un contesto regionale, e io portai a casa il risultato ringraziando onestamente tutti gli elettori che videro nella mia persona la possibilità di avere un rappresentante in regione. L'obiettivo della lista Federica era quello poi di promuovere all'interno dei vari territori locali delle realtà che potessero portare avanti il ruolo di movimenti civici, no? Con la lista di piazza loro vollero mantenere
chiaramente la loro autonomia, che è come dire, un elemento sul quale nessuno poi ha posto dei problemi, e in assoluta armonia, posso assolutamente affermarlo. Abbiamo costituito con delle persone che erano facenti parte dei gruppi misti, quindi non andando a pescare in situazioni, diciamo, di altri partiti, ma evidentemente raccogliendo quelle che erano persone all'interno dei gruppi misti, la possibilità di costituire questo movimento di Idea Giuliana, che oggi ci vede anche protagonisti all'interno del Consiglio Comunale con Roberto Cason e con Mirko Martini, che faceva parte e fa ancora parte di Noi Moderati, ma ha deciso di aderire al nostro movimento, quindi mantenendo il programma che il sindaco aveva proposto nel momento della sua candidatura, anzi appoggiandolo, rafforzandolo e quindi, come dire, un po' respingo al mittente le accuse onestamente non carine di soldi e di cambio di casacca, ma c'è un'evoluzione nel mondo della politica che ci consente anche di mantenere gli stessi valori e gli stessi programmi che abbiamo sottoscritto al momento della candidatura e partecipare evidentemente anche con casacche diverse, ancorché però unite e leali nei confronti dell'azione del mandato del sindaco. Quindi Idea Giuliana poi è un soggetto che sta crescendo in maniera esponenziale, continuiamo ad avere richieste di adesione e richieste di persone di notevole spessore, siamo molto, molto soddisfatti, abbiamo ripeto, il gruppo consigliare all'interno del Consiglio Comunale con Cason e Martini, ma abbiamo anche un gruppo circoscrizionale molto forte, coordinato da Giorgio Cecco, con 8 consiglieri circoscrizionali che ci consentono di promuovere l'azione di governo con evidentemente una veste diversa, ma in assoluta linea con quello che è l'azione del governo della città. A me piace sottolineare che Idea Giuliana è molto donna. Abbiamo il 75% di donne e donne che stanno prendendo in mano la lista, il movimento, promuovendo incontri. Stasera ci sarà un incontro sui temi sociali per gli aderenti, avremo un incontro con i giovani del gruppo Idea Giuliana che ci stanno dando tantissime soddisfazioni e che sono coordinati da Riccardo Dudine, che è un ragazzo molto, molto promettente, ma assieme anche a Giovanni Chico, a Matteo Ciuffo. Cioè abbiamo dei giovani che si stanno muovendo, tra l'altro hanno promosso un'iniziativa in Piazza Sant'Antonio un paio di sabati fa relativamente alla ciclopedonabilità della città e hanno avuto un notevole successo, perché Piazza Sant'Antonio era piena di ciclisti che si confrontavano, si raccontavano su come vorrebbero le loro città da un punto di vista non soltanto sportivo e ludico, ma anche come utilizzo della bicicletta come mezzo per lavorare e quant'altro. Per cui è un movimento che sta crescendo e che io mi auguro e trovi anche il consenso poi in futuro dell'elettorato, mandando in consiglio regionale, in consiglio comunale e in consiglio provinciale, perché adesso abbiamo l'avvio delle province, quindi nei primi mesi del 2026 inizierà l'iter a livello regionale per l'avvio delle province, poi capiremo se avremo le elezioni nel 26 o nel 27, ma tant'è, noi ci saremo e il mio auspicio è che riescano ad approdare sugli scranni dei vari consigli giovani, donne e persone nuove che abbiano voglia di mettere a disposizione la loro esperienza nei confronti della città. Nel gruppo di Idea Giuliana c'è qualche donna che si chiama Giuliana? Perché sarebbe il massimo quello. No, però c'è mia nipote che gongola
con questa simmetria di nomi, perché si chiama Giuliana e tra l'altro lavora con me in azienda, ma Giuliana perché noi vogliamo essere presenti anche a Muggia, Duino, Sgonico, eccetera. Non Triestina. No, noi vogliamo rappresentare il nostro territorio e abbiamo esponenti che si occupano dei vari territori. E quindi per noi in questo momento è un periodo molto dinamico, molto entusiasmante, e il fatto poi che in questo momento non ci siano elezioni ci consente in assoluta serenità di procedere sul nostro lavoro e di partecipare a quella che sarà poi la stesura di un programma che poi verrà confrontato con gli altri alleati dei partiti chiaramente maggiori e sui quali noi daremo il nostro contributo per far sì che la città e la provincia resti a un centrodestra. Noi rappresentiamo certamente un centrodestra moderato che però collabora in maniera molto, molto dinamica già da adesso comunque con gli alleati di governo del nostro territorio. Telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno. Il discorso fatto dall'ospite che è normale Gino, è ancora in linea? Abbiamo perso Gino. Pronto? Abbiamo perso. Richiami se Gino. vuole, perché non abbiamo ben capito dove voleva andare, diciamo, a parare. Mail, Grilli, mi fa piacere che si parli di tutela dei lavoratori invalidi, sarebbe bello tutelare la sicurezza e i posti di lavoro senza aspettare che qualcuno diventi invalido, mi riferisco alle crisi aziendali in corso e alla privatizzazione al massimo ribasso dei servizi pubblici, scrive un telespettatore. Un'altra invece scrive: buongiorno a tutti, volevo far presente al consigliere Grilli che dovrebbero andare a vedere le liste di attesa per prestazioni mediche, perché la scorsa settimana io per un'ecografia mi sono sentita dire che le liste erano chiuse, quindi in privato. Mi sembra, anzi sono sicura, che per legge non si possono chiudere. Chi controlla tutto questo? Perché se le persone non arrivano a fine mese poi la spesa, tanto meno pagarsi un esame in privato, finiamola di dire che va tutto bene. Riguardo il tema sanitario. No, non va tutto bene, io non l'ho mai detto. Alcune situazioni sono sicuramente positive, su alcune c'è molto da lavorare. Quello che è il tema che la signora pone è un tema importante, cioè oggi chi fa difficoltà veramente ad arrivare a fine mese non può permettersi di andare in una visita privata e quindi c'è il rischio che la gente non si curi. Ecco, questo è a mio avviso il tema principale, cioè noi oggi dobbiamo lavorare certamente sulla prevenzione, quindi su tutti i discorsi di invecchiamento attivo, di processi di salute eccetera, ma dove la malattia incombe è necessario che ci sia sicuramente un giro di vite e una svolta veloce su quelle che possono essere proprio le difficoltà da parte di chi ha difficoltà finanziarie nell'accedere ai processi di cura. Sicuramente questo non va bene. L'assessore Riccardi in questo momento ci sta lavorando, stanno investendo ancora di più sul personale e io mi auguro che in tempi sufficientemente brevi, non credo si arrivi forse a una soluzione, ma sicuramente a un miglioramento di quelle che sono le condizioni. Certamente il ruolo dell'assessore è un ruolo molto delicato, sicuramente è uno dei bersagli su cui è facile sparare. La realtà è che viviamo in un sistema molto complesso che risponde a delle dinamiche, a mio avviso, ma avviso ormai di tutti, molto vecchie e non rispetta quelle che sono le situazioni demografiche e dei processi di salute che il nostro territorio oggi richiede. Cioè noi abbiamo un sistema sanitario che sposa indicazioni relative a 30-40 anni fa, sia per situazioni di prestazioni sia per questioni logistiche. Oggi dobbiamo invertire la rotta e è un processo che non sarà sicuramente facilissimo né neanche fluido negli ostacoli che incorrerà, però quella è la strada. Cioè, se noi oggi vogliamo dedicarci alla cronicità,
alla salute dei nostri anziani, a persone con disabilità che purtroppo crescono di numero e anche di gravità sempre di più, ma anche a tutto un sistema di lavoro sulla rete oncologica piuttosto che su altre prestazioni, dobbiamo assolutamente invertire la rotta su quella che è il disegno complessivo di una sanità che oggi a livello nazionale, a mio avviso, non risponde a quelle che sono le necessità del territorio. Ancora una telefonata, buongiorno. Sono sempre Gino. Sì, prego, ci dica. Sì. Volevo dire che è legittimo il discorso fatto dall'ospite sull'aggregazione con altre, in qualche altro partito. Quello che io non ritengo invece una cosa giusta è che una persona che occupa un incarico appunto pubblico si dimetta a metà del suo mandato per concorrere alle elezioni di un ente superiore. Cioè ognuno quando prende un assessore prende il suo impegno dovrebbe portarlo fino alla fine e quindi dopo si può candidare o rimettere in altri partiti eccetera. Questo crea un po' di confusione e anche un sacco di spese, perché ultimamente quando sono state fatte le elezioni regionali abbiamo dovuto rifare anche quelle del comune, perché c'è stato tutto un trasferimento di persone da una parte all'altra. Ma non volevo trattare questo argomento, volevo trattare l'argomento dello smartphone, che adesso si è posizionato in una situazione completamente diversa. Prima era un qualcosa che uno chiedeva delle informazioni, adesso con l'intelligenza artificiale è diventato quasi un interlocutore di dialogo. C'è un sacco di ragazzi che io so che dialogano giornalmente con l'intelligenza artificiale, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna fare un'attenzione particolare su questo tema, perché può portare a discorsi veramente disgregativi della famiglia e anche della persona stessa, perché non si sa qual è la tipologia delle risposte che si ottengono. Sì. Grazie e buongiorno. Grazie. Allora, Gino ha detto una cosa, sulla prima parte rispondo serio. Allora, io ho mantenuto la delega per 3 consigliature, quindi credo di aver svolto il mio lavoro in comune. Lascio chiaramente alla cittadinanza in qualche maniera al giudizio, no? Se bene o male, però io l'ho svolto per 3 consigliature e purtroppo le elezioni regionali cadono sempre a metà di un mandato, quindi è impossibile per chi fa, per chi ha questo ruolo attendere la fine del mandato, però io credo che dopo 3 consigliature mi sia anche consentito di poter in qualche maniera portare all'attenzione dell'ente regionale, che è un ente che legifera, le esperienze maturate in campo in campo delle politiche sociali. Infatti stiamo dando, onestamente, il mio lavoro mi sta dando delle soddisfazioni, perché da un punto di vista normativo, portando all'attenzione del Consiglio regionale quelle che sono le varie difficoltà che attraverso norme possono essere risolte, e questo è quindi un dato che mi consente di operare. Sul discorso dello smartphone e dell'intelligenza artificiale, permettetemi una piccola battuta. Ho comprato recentemente una cassa acustica di quelle intelligenti e l'ho messa, io ho un piccolo impianto stereo e vicino alla televisione. A un certo punto hanno cominciato a dialogare la televisione con la cassa acustica, no? E chiaramente questo dialogo a me non piaceva, allora ho spostato la cassa acustica più vicino alla cucina, però dopo parlava con me e con mia moglie, allora l'ho presa, l'ho impacchettata e l'ho messa via, perché era diventato un terzo interlocutore in casa. Non serviva, no, onestamente non serviva, ma a parte la battuta, il tema è sempre quello, non sono i mezzi, sono gli strumenti, ma sono le modalità con cui si usano, certo. No? Cioè, oggi come oggi abbiamo una situazione di tecnologia che ci consente di avere determinati vantaggi rispetto a delle cose, e chiaramente siamo sempre là, c'è un utilizzo che deve essere
in qualche maniera riconsiderato e gestito nella maniera ottimale. Non dobbiamo demonizzare mai gli strumenti, dobbiamo essere noi più bravi nel saperli gestire e non farci comandare da loro, ma in qualche maniera utilizzarli al meglio per le grandi capacità che ci offrono oggi e possibilità. Penso al nostro lavoro, penso all'utilizzo in vacanza, cioè io oggi nel telefonino ho tutta la mia azienda, cioè qualsiasi cliente che mi chiama e ha bisogno di qualsiasi documento, io in tempo reale posso mandarglielo, certo, perché mi collego a delle piattaforme, perché lì ho qualcosa in memoria, perché attraverso le mail si può ricostruire un percorso. È cambiata completamente la modalità del lavoro. Una volta si aveva il telefono, si aveva il fax, oggi io con i miei clienti si lavora via WhatsApp. Certo. Allora è chiaro che questo ti impone di essere operativo 24/24, perché oggi la tecnologia questo ti consente, e l'importante è non rendersi schiavi di questi strumenti ma saperli gestire. Le volevo chiedere, Grilli, visto che mancano 2 minuti alle 9, e questo nodo dell'asilo di Roiano, secondo lei questo stallo anche che ci si è in qualche modo verbalmente già anticipato, come si può risolvere e qual è la posizione di Idea Giuliana? Allora, questo è un tema che noi abbiamo affrontato e ho affrontato anch'io, essendo uno dei coordinatori di Idea Giuliana assieme anche alle altre forze di governo. Noi siamo perplessi sulla linea che è stata presa e non abbiamo mai nascosto la nostra difficoltà nel condividere questo percorso, tanto è vero che sia Cason che Martini avrebbero votato comunque in maniera di astensione questo strumento. So che c'è un'interlocuzione con l'opposizione da parte del sindaco, ci sarà a breve, io credo, anche un momento di incontro con le forze di maggioranza, no? E io credo che probabilmente una via di mezzo potrebbe essere la chiusura del cerchio, anche perché abbiamo stabilizzato nella precedente consigliatura tutta una serie di persone precarie che lavoravano da molti anni nel nostro comune e oggi sono rimaste, mi sembra, soltanto 16. Quindi io credo che sia anche doveroso inserire anche queste persone all'interno del percorso di stabilizzazione del comune di Trieste. E io credo che quantomeno le graduatorie, quantomeno il tipo di servizio debba essere assolutamente gestito dall'ente pubblico. Poi è vero che abbiamo un problema di finanza, è vero che oggi come oggi il pubblico costa sicuramente più del privato, ma è anche vero che noi non siamo un'azienda che deve produrre utili, ma siamo un ente che deve garantire il servizio, e sicuramente il fatto di non andare sotto coi conti ci consente di ottemperare a tutta una serie di interventi, ma io credo che un sano chiarimento all'interno delle forze di governo e anche confrontandosi con l'opposizione potrà portare ad una quadra e soprattutto a quello che è la necessità di rispondere a un bisogno del territorio di asili, perché se noi parliamo di famiglia il primo punto da dover tenere presente è quello di consentire alla cittadinanza di avere degli asili, e certamente degli asili di tipo pubblico, perché quello può consentire alle famiglie di essere meno gravate da quelle che sono i costi, diciamo, che un privato impone. Quale potrebbe essere questa via di mezzo secondo lei? Cioè, c'è già un'idea oppure bisogna ancora aprire? Ma io adesso non lo so quali saranno le indicazioni che riceveremo da parte del sindaco e da parte delle altre forze di governo nei confronti di una soluzione in tempi brevi di questa querelle, che onestamente sta diventando anche fastidiosa, perché abbiamo un asilo nuovo ed è chiuso, e quindi io credo che già questo gridi vendetta al cielo. Certamente bisognerà trovare una quadra, ma io credo che una regia, a mio avviso pubblica, potrebbe essere una soluzione, e magari una gestione da parte di cooperative, come avviene anche
nei processi, diciamo, di attenzione delle persone con disabilità potrebbe essere una via di mezzo, però lasciamo che ci si confronti, siamo aperti a 1000 soluzioni, l'importante è che, ripeto, si trovi una quadra e si apra questo asilo. Grazie a Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federica, con noi questa mattina a Sveglia Trieste. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Bernardo, buongiorno a tutti voi. Pubblicità, ci ritroveremo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Dunque, prima con il consigliere della lista Federica Grilli abbiamo chiuso parlando del nido di Roiano, sapendo che tra le parti, per richiesta dell'opposizione, c'è stato un incontro, c'è stato un confronto proprio tra le forze d'opposizione e il sindaco di Piazza, con la promessa di cercare un compromesso. Il sindaco ha anticipato di voler sentire la maggioranza di centrodestra per capire i margini di manovra. Oggi leggiamo dal Piccolo, vediamo anche l'articolo: nidi ai privati, l'opposizione attacca, ma ora si contesta anche a destra. Il centrosinistra dice asili di Roiano e San Giovanni al pubblico. Brandi di Forza Italia: si smantella un'eccellenza, perché c'è anche chi dal fronte, diciamo, della maggioranza non è d'accordo sulla gestione mista pubblico-privata. Quindi, in attesa che ci sia questo momento di riflessione all'interno del centrodestra, poi si arriverà in aula con 121, se non sbaglio, emendamenti alla proposta di delibera, che sicuramente, se poi analizzati uno per uno, andranno a compromettere in qualche modo un lavoro d'aula che a questo punto si promette essere lungo. Sì. La consigliera Richetti ce l'ha detto più volte: va lasciato al pubblico. Sì. Allora, ci sono una serie di considerazioni da fare. La prima fra tutte è un fatto di correttezza. Quell'edificio, quel nido, è stato costruito, è arredato, è strutturato con soldi completamente pubblici. Non c'è nessun investimento privato nella realizzazione di quel nido. La gestione di quel nido può essere fatta come la gestione di tutte le strutture della prima infanzia legate al Comune di Trieste, perché noi abbiamo ancora delle graduatorie da cui possiamo andare a pescare per il personale per riempire questo nido, per metterlo in funzione. Quindi non c'è una ragione per cui uno debba passare al pubblico, se non una valutazione di tipo economico, che francamente poco si addice a un ente pubblico. È un ente pubblico territoriale come un comune. La decisione che era stata presa con la delibera che viene contestata era quella di cedere la gestione del nido completamente a un soggetto privato, che avrebbe lasciato solo la metà dei posti in convenzione. Quindi noi costruiamo una struttura che di per sé è remunerativa, perché la gestione di un nido è remunerativa, e la regaliamo a un soggetto privato. Che mantiene metà della lista nel compendio pubblico. Sì. Convenzionati vuol dire che il comune ci mette del suo, non che il privato non guadagna. No, certo. Ok? Quindi noi regaliamo completamente una struttura perfetta, arredata secondo lo stato dell'arte, delle indicazioni sull'educazione della prima infanzia, con tutte le strutture perfettamente a norma, cosa che nelle scuole di Trieste non è sempre vero, e la regaliamo. È normale che l'opposizione dica: ma perché? Dopodiché noi sappiamo che il Comune di Trieste fa scuola, e da sempre, come area educazione, perché abbiamo sempre avuto delle strutture di eccellenza, perché abbiamo sempre avuto un servizio di eccellenza. E come giustamente dice la Brandi, è un fiore all'occhiello della nostra gestione, cioè del nostro comune. Quello che spaventa di questa delibera non è, o meglio, è parzialmente il fatto di dare questo nido in gestione al privato, ma è l'indicazione che viene data attraverso la delibera, che sembra indicare una gestione sempre più privata
dell'educativa della prima infanzia. Apre la strada a una non modalità solo apre la futura. strada, ma in delibera si cita anche il nuovo nido di Quello San di Giovanni. San Giovanni, sì. Quindi significa che d'ora in poi la gestione della prima infanzia sarà demandata sempre di più finché non sarà completamente demandata al privato. Ora, cosa vuol dire privato? Vuol dire cooperative. Io non demonizzo le cooperative, ci sono cooperative che funzionano meravigliosamente. Qual è il punto del privato però? Il profitto. Ora, il profitto si può ottenere in molti modi, ma stando che le rette delle strutture educative sono più o meno tutte allineate, se uno vuole ricavarsi un margine, su cosa va a risparmiare? Sul costo del lavoro, perché è quello, l'unica leva che ha il privato. Noi sappiamo che nelle strutture private il personale non è felicissimo e ha un turnover pazzesco. Questo turnover incide sulla serenità dei piccoli ospiti, perché un nido significa che un bambino molto piccolo viene affidato alla struttura e i bambini piccoli hanno bisogno di continuità, cosa che il privato in questo settore non può garantire. Questa è una delle 1000 considerazioni che vengono fatte di ordine di rispetto e dignità del lavoro, nell'ordine della qualità del servizio, nell'ordine della correttezza, del fatto che il pubblico faccia un investimento per poi far guadagnare un privato che non sta né in cielo né in terra. La delibera è scritta molto male, peraltro ci sono dei pezzi assolutamente anacronistici. C'è un momento in cui nella delibera viene scritto che uno dei grossi problemi della gestione pubblica di queste strutture è il fatto che, ahimè, succede che alcune educatrici restino incinte e quindi abbiano necessità di un congedo di maternità. Ora, che un comune scriva una cosa del genere in una delibera è folle, noi dobbiamo garantire i diritti dei lavoratori. Poi, voglio dire, questa giunta, la giunta della famiglia, la natalità, l'italianità, che poi se la vada a prendere con le educatrici che mettono su famiglia è assurdo, no? È assurdo da tantissimi punti di vista. È un ente pubblico, è una pubblica amministrazione, non è possibile che non prenda in considerazione i diritti dei lavoratori, i diritti delle donne, e non prenda in considerazione il fatto di agevolare in modo illogico un ente privato. Cioè, ci sono tutta una serie di ragionamenti che andrebbero fatti su questa cosa qui. E trovo che sia interessante che anche la maggioranza su questo sia spaccata, perché ovviamente non tutti accettano questa presa di posizione. Questo è infatti la situazione. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. No, sembra non esserci nessuno in linea. No. Le volevo fare una domanda prima di andare in pubblicità proprio su questo. Allora, stando a quello che ha detto il sindaco recentemente, buona parte di questa decisione è data da un fattore economico. Sì. Cioè ha detto mantenerlo pubblico e quindi assumere educatori, fare in modo che funzioni con le forze pubbliche costa. Affidarlo al privato ci permette un risparmio, l'aveva detto proprio l'altro giorno in un'intervista telefonica per in qualche modo motivare la scelta di voler fare questa operazione di cui stiamo parlando. La domanda però che io pongo in maniera aperta, insomma ovviamente lei è qui lei oggi per rispondere, quanto costa effettivamente di più? Perché poi magari fra le maglie del bilancio si può anche trovare una soluzione. Ma è ovvio che si può trovare una soluzione. Secondo me non è un fatto di costo. È vero, una voce importantissima del bilancio del Comune di Trieste in termini di uscite sono i servizi educativi. È vero, perché abbiamo scuole dell'infanzia, perché abbiamo scuole materne, perché abbiamo i ricreatori. E quindi tutte le spese di gestione e di personale sono spese fisse che ricadono sul bilancio. È vero, però è anche vero che affidare servizi ai privati non è più economico, semplicemente la spesa, che di solito è più alta, viene spostata dai costi fissi ai costi variabili, avendo un'altra gestione molto più libera, diciamo.
È anche vero che in questo specifico caso il privato viene ad affittare una struttura, quindi il costo del comune in qualche modo si bilancia, però è anche vero che il comune è tenuto a fare la manutenzione di questa struttura, per cui non è vero che non ha costi, non è vero che non ha costi e non è vero che non ha, però è vero che non ha introiti, perché mentre i nidi comunali sono anche un introito, i nidi privati gestiti così non lo sono. Io adesso non sono un contabile, non ho fatto i conti precisi, ma ritengo che in generale l'esternalizzazione di servizi pubblici verso il privato non faccia risparmiare il pubblico, però faccia diminuire il servizio. Adesso cito una cosa a sproposito, voglio dire, quello che succede nella sanità oggi, la continua privatizzazione di piccoli pezzi della sanità dimostra che la qualità del servizio cala, il costo del servizio non scende. Quindi si tratta di una presa di posizione politica, si tratta di una scuola di pensiero. La Giunta sembra voler andare verso il modello lombardo, che è completamente diverso da quello che era il modello del Friuli Venezia Giulia fino a una quindicina d'anni fa, che era un modello d'eccellenza, cioè noi stiamo buttando via la nostra eccellenza inseguendo un modello che eccellente non è. Abbiamo una telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, prego. Buongiorno, saluto a lei, alla redazione, ai gentili ospiti e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, devo portare questa riflessione qua. Allora, con quello che ha detto la gentile ospite, personalmente sono d'accordo non su tutto, di più, perché in effetti fa un'analisi del stato quo della situazione che veramente, diciamo, è drammaticamente reale. Premetto, per quello che devo dire, non sono d'accordo con la politica economica del Comune di Trieste, perché reputo che in base ai dati forniti dal Comune di Trieste, da chi ci governa, la politica di sviluppo economico di Trieste sia fatta con le parti basse del corpo e non con le parti alte del corpo, no? C'è però un però che va assolutamente evidenziato, e questo lo parlo per cognizione di causa. Allora, se noi andiamo a vedere le norme europee, una cosa che le norme europee, diciamo, stanno spingendo, in particolar modo l'Italia, perché l'Italia, voglio ricordare che le norme europee sono, diciamo, di rango superiore a quelle italiane, è una privatizzazione da parte della sanità e da parte della scuola. Ora, quello che sta facendo semplicemente il Comune di Trieste non sta nient'altro che applicando, mi sentite? Sì, prego. Non sta nient'altro che applicando pari col principio della rana bollita, perché se noi stiamo vedendo quello che sta succedendo in sanità, ci stanno abituando pian pianino a, diciamo, rivolgersi al privato, ma è una cosa pilotata, voluta. Non sta facendo nient'altro pari quello che l'Unione Europea vuole che tutti facciano, cioè la privatizzazione della scuola e dei servizi sociali. Sarà un paradosso, però è un dato di fatto reale, ci sono una montagna di documentazioni. Il drammatico è che la privatizzazione, come saranno operative in un futuro, che non si dica, sono talmente tanto crudeli che perfino loro hanno vergogna, diciamo, di metterle in evidenza. Grazie, buongiorno. Grazie, allora magari lo teniamo come riflessione dopo la pubblicità, cioè una sorta di regia europea che accaduta potrebbe interessare anche comuni come Comune di Trieste. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 30 maggio con Elena Danielis. Buongiorno a tutti. In studio con noi del Movimento 5 Stelle. Prima il telespettatore parlava di, in qualche modo, un'influenza europea anche su decisioni di questo tipo, come quella di cui parlavamo prima, ovvero la delibera dell'asilo di Roiano, che punta a una gestione mista pubblico-privata dell'asilo stesso. Allora, sì e no, nel senso che sono d'accordo su alcune cose che ha detto l'ascoltatore prima, ma le direttive, cioè l'Europa funziona per direttive e raccomandazioni. Sta agli Stati membri recepirle.
per cui non è che sia completamente una normativa di rango superiore. Secondo punto, non interviene direttamente, per quel che io ne so, sulla privatizzazione dei servizi, interviene sul livello dei servizi, sui diritti, interviene su alcuni temi generali e trasversali. Poi può essere interpretata, chiaramente, ma non mi pare che paesi come la Germania e la Francia, che sono pure europei come noi, vadano verso la completa privatizzazione del servizio. Anzi, in termini di sanità e di scuola. Eppure la normativa europea vale per tutti noi, quindi non credo sia proprio così. E non credo che sia sempre colpa dell'Europa, ce lo dice l'Europa, ce lo dice l'Europa. È una scusa usata in politica in Italia per fare cose impopolari e non è quasi mai è vero. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Sono Silvia. Sì. Saluto la signora Danielis, che conosco anche personalmente. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Io vorrei ricordare così timidamente, ma neanche tanto, ai politici di maggioranza che l'opposizione non è la signora Danielis o non so un altro consigliere, siamo noi cittadini e vorrei ricordare che la maggioranza governa con la metà della popolazione, neanche al governo sappiamo che hanno una percentuale misera e governano perché ci sono le leggi elettorali fatte veramente male, fatte ad hoc per poter vincere, insomma, ecco, per poter governare. E quindi l'opposizione siamo noi cittadini. E non è che noi stiamo facendo la rana, non è così, perché non siamo abituati per niente. Noi anzi siamo indignati, siamo stufi, siamo stanchi di questa cosa qua, specialmente quel che riguarda la sanità, che è una cosa importante. Quindi trovo che veramente sia un discorso anche violento, se vogliamo, questo qua. Come dire che ci abituiamo, non è così, non siamo abituati, abbiamo una situazione drammatica. Il punto prelievi del maggiore ha fatto aspettare 15 giorni una persona e poi questa persona era affetta da linfoma, cioè voglio dire dal medico di base che incominciano anche loro a scantinare molto, non sono più i medici di una volta, non sono più attenti, non ti ascoltano e cercano di sminuire. Non tutti, si parla, purtroppo c'è l'andazzo, ecco, di sminuire i tuoi sintomi in modo che ti toglie fuori dalle scatole e non ti prescrive niente, perché probabilmente, anzi sicuramente dall'alto hanno delle disposizioni di non dare esami, di non dare troppi farmaci solo a pagamento, quello sì. Farmaci che si possono comprare, che si devono comprare e pagare, quelli vengono dati. Cioè c'è un andazzo a cui nessuno si abitua, ma neanche quelli di destra, perché io sento gente che è profondamente di destra che si lamenta di questa cosa qua. Ma l'unica cosa è cambiare voto, cari signori. E solo quello ci vuole. Io non sono comunista, ben inteso, ma voterei sicuramente per quei partiti che hanno nei loro principi i servizi pubblici e non privati. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie a lei. Prego Daniele, se vuole aggiungere qualcosa a quanto ha detto la signora. Che sposa un po' l'idea di cui la corsa verso le privatizzazioni in Italia è bipartisan, non c'è è stata portata avanti parte dalla destra e parte dalla sinistra. Questo è anche vero. Posso dire che il movimento è per il servizio pubblico, per la scuola pubblica e per gli investimenti sulle infrastrutture pubbliche, in mano al pubblico. Noi abbiamo cominciato tanti anni fa con il referendum per l'acqua pubblica, per la gestione pubblica delle risorse e fa parte del DNA del movimento. Ci sono delle battaglie in cui troviamo spalla nel centro-sinistra e altre in cui meno, ma alla fine in questa fase nel comune di Trieste, sull'asilo nido, siamo tutti schierati dalla stessa parte.
Allora andiamo in pubblicità, sono le 9.30, ci fermiamo brevemente, torneremo poi con voi tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sin qui parlato della questione dell'asilo di Roiano, anche con diversi punti di vista interni alla maggioranza, una maggioranza che a livello regionale in queste ultime settimane ha fatto parlare di sé per quella che abbiamo chiamato giornalisticamente la crisi del centrodestra, poi risolta con il tavolo, diciamo, di coalizione. Come è stata vista dalla parte dell'opposizione, da parte del Movimento 5 Stelle? Io l'ho guardata con una certa curiosità perché non ne capivo gli obiettivi. E poi si è risolta come una tempesta in un bicchiere d'acqua, cioè, non è successo niente. Quello che sembrava un confronto muscolare tra Lega e Fratelli d'Italia si è risolto in nulla. Curiosamente, avrebbe potuto portare a tutta una serie di conseguenze. Io mi sono chiesta perché. Vogliono chiudere l'esperienza di questa amministrazione per andare prima ad elezioni entro ottobre in modo da avere ancora un mandato di Fedriga? Questo poteva essere, mi sembrava tirata per i capelli in effetti, però avrebbe potuto essere. Si cerca un nuovo equilibrio, un rimpasto di governo? Che non c'è stato alla fine. Non c'è stato, no. Non so, mi sembra che la Lega in questo non abbia fatto una gran figura, ha fatto la voce grossa e poi si è ritrovata con un pugno di mosche. Non ho francamente capito qual era l'obiettivo vero, ecco. Ok. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Ecco, sì, buongiorno, non so se avete già parlato di questo tema perché è un po' fuori mano. Quindi una domanda, così anche un'osservazione, no? Cioè io capisco la posizione dell'opposizione che deve sempre dimostrare il suo disappunto su certe linee, no? Però parliamo appunto della guerra di Gaza e dell'Ucraina. Io vedo tanti movimenti che hanno le bandiere pro-Pal, che sono lì sulla piazza, che si sfegatano, eccetera, eccetera. Forse perché alle spalle c'è un paese come Israele che è sostenuto da un paese come gli Stati Uniti. Però dico, tutta questa manifestazione, e non è qui per fare delle tifoserie, tutta questa manifestazione non vedo una bandiera o una realtà che dimostri il nostro disappunto contro la Russia, che comunque è la causa di questa guerra in Ucraina, forse perché la Russia ha la mano pesante, dove noi se ci spostiamo da una certa linea ci danno un colpo e ci schiacciano come un moscerino. Allora ecco tutti sulla piazza, perché ci sono stati 200.000 morti civili, senza contare i militari, in Ucraina, e nessuno dice niente. Gli ucraini chiaramente vengono accolti in Italia senza fare grosse confusioni, e allora io dico, questa posizione, al di là di quello che è il colore, perché comunque 5 Stelle è sempre stato il primo a dire non facciamo la guerra, ma al di là del colore, perché non cerchiamo veramente di mettere insieme 27 paesi europei, piuttosto che 4, che sono quei deficienti che vogliono portare avanti la guerra, per andare appunto a sostenere una guerra che ormai è già finita, che è già conclusa. Cioè, la Russia non si sposterà mai dai paesi da quello che ha occupato, mai. La Crimea l'aveva già occupata 10 anni fa, per cui a questo punto io dico un'osservazione, un approfondimento, e la vostra esponente, la vostra ospite, che può magari buttare un granello di sabbia nel mare, ma ci sia questa veramente iniziativa di pace, a parte il Papa eccetera, perché veramente andiamo di fronte a una realtà dove noi non possiamo fare nulla. Eppure dobbiamo mantenere un rapporto con Macron che si fa schiaffeggiare dalla moglie, con quell'altro lì tedesco che è arrivato ieri, con Starmer che per necessità di potere adesso si avvicina all'Europa pur avendo fatto già gli accordi dei dazi con gli Stati Uniti eppure essendosi allontanato con la Brexit. Per cui cioè, veramente prendiamo una coscienza di noi stessi senza poi parlare di Meloni contro Meloni, cioè cerchiamo di essere uniti per un motivo molto semplice, la pace. Perché a noi serve la pace.
Abbiamo una guerra all'interno dell'Europa. Vogliamo continuare altri 3 anni? La guerra è già persa per gli ucraini. Sosteniamo una pace, perché non c'è una giusta pace come non c'è la giusta guerra. Ecco, questo è un po' una mia osservazione. Grazie e buongiorno. Grazie, la pace è sempre giusta. E non potrei essere più d'accordo. Il grande assente in tutti questi scenari internazionali è proprio l'Europa, che non ha una politica estera comune, che non ha una linea comune, che non ha saputo prendere una posizione comune nei confronti della Russia, nei confronti degli Stati Uniti, però io non confonderei Gaza e Ucraina. A Gaza c'è un genocidio, c'è della gente inerme che viene lasciata morire di fame dal governo israeliano, non dagli israeliani, dal governo israeliano, separiamo le cose. Certo. La mobilitazione per Gaza è una mobilitazione per i diritti umani, è una mobilitazione per la vita, per salvare qualche bambino, quelli che ancora riusciamo a salvare, per far avere aiuti ai palestinesi, per ritrovare l'umanità, per non sentirsi così colpevoli, perché siamo corresponsabili, perché Israele è un paese alleato dell'Italia. Siamo corresponsabili, quel sangue che ricade anche su di noi e non si può non schierarsi in quel caso. Completamente diverso è lo scontro tra Russia e Ucraina. La Russia ha invaso l'Ucraina, è indubbio. C'è un pregresso, ci sono 15 anni di guerra civile in Ucraina. Le questioni internazionali non sono mai semplici, non ci sono mai i cattivi e i buoni, poi la storia viene scritta da chi ha la forza di scriverla. Però proprio sull'Ucraina la responsabilità della comunità europea è enorme, perché lì proprio non ci siamo stati e non ci siamo stati mai, abbiamo in qualche modo accondisceso a una posizione che era più statunitense che europea. E questo è molto grave, ma l'Europa si dimostra debole sul piano internazionale non da oggi, ecco. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta e buongiorno all'architetto. Buongiorno. Quasi Gianni che parla sempre di sue monade. Volevo solo ricordare che la signora Brandi, ex assessore di Forza Italia, è stata la prima che grida acqua alle corde per questo problema. Questo volevo dire, perché Trieste col suo asilo del 1855, che è quel di Drio via Torcuccherna, che è anche via dell'asilo fra l'altro, no? E quando che si venuto l'Italia, perché c'era tanti muri, ma ho già detto l'altra volta ste monade, no? Beh, volevo dire, quando si è venuto l'Italia ha scelto esempio di Trieste per tantissime robe. Una di queste era l'asilo, non solo l'asilo, ma anche la cassa mutua, ma anche quella dei come si chiama, quelli spazzacamini, ma anche quelle delle donne che potevano andare in un posto dove che aveva tante macchine di scrivere e di cucire. Cioè Trieste è stato un esempio e per me parlo per storia e per civiltà. Noi abbiamo questa storia che è la maggior civile che può essere, perché va incontro ai fioi. Siccome anche me sono da in asilo, sono dell'anno 34 e so per le famiglie povere quanto aiuto che era. Io non sono contro uno contro l'altro, in questo momento sono con voi perché con voi lotte come che lotta me, come che sta lottando me, come sta lottando la signora Brandi, immagino. E mi dispiace che nel comune sia queste divisioni fra la destra, perché mi dispiace, io non sono della sua parte, io ho sempre votato di piazza e tutti quegli altri
del centrodestra, non ho mai votato voi, ma oggi avete ragione e mi vi do ragione. Vi saluto augurandovi una buona domenica, e già che prima il dottor Grilli, penso, ha parlato dei libri, che ha una pila di libri quando che va a nudare, che va in ferie, insomma, e che leggi. Auguro a tutti che leggi un po' dei libri, perché con i libri si può viaggiare senza aver soldi. È vero, è vero. Grazie Gianni. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Sì, ci sono grossi Sì, torna diciamo sul discorso di prima, anche per approfondire la sua posizione a riguardo. Una mail dice: mi dispiace che di tutto l'erba si faccia un fascio, parla di sanità la telespettatrice che scrive: la mia dottoressa è molto brava, scrupolosa, mi ascolta, è molto ben organizzata per gli appuntamenti e per inviare le ricette, per finire è una segretaria favolosa, scrive Sonia, riguardo al discorso dei medici. I professionisti della sanità in questa regione sono spesso eccellenze, però il problema non è il singolo professionista sanitario, il problema è l'organizzazione, la gestione della struttura, la programmazione, che è molto carente e che lascia spazio, anzi crea secondo me volontariamente, la necessità dell'intervento privato. L'abbiamo visto in qualsiasi privatizzazione di servizio pubblico. Prima tu fai fallire il servizio pubblico, cioè fai in modo che funzioni male, disorganizzato, sotto organico, sottofinanziato, poi dici: guarda, il pubblico non funziona, bisogna sostituirlo col privato. Ha funzionato così sempre, dappertutto, tutte le privatizzazioni di servizi pubblici fanno quest'iter e lo stiamo vedendo anche sulla nostra sanità. Per fortuna esiste una cosa che si chiama partecipazione e mobilitazione popolare. Ci sono comitati, ci sono associazioni, ci sono liberi cittadini che si stanno mobilitando per opporsi a questo percorso che sembra ineluttabile, che sembra inarrestabile, ma è arrestabile. La chiave per imporre la volontà popolare sulla classe politica è il consenso. Se la classe politica vede che gli viene a mancare il consenso e quindi la possibilità di essere rieletti, questo è un deterrente enorme. Certo. Sì, perché è quello. Sì, la leva politica. Telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriella Largo Barriera. Prego. Sono contenta che Gianni abbia detto quelle parole, che non ho la maglietta, no? E voto e dico, e se il partito dice io dico, no, ha il ragionamento di una persona pensante che dice il servizio è buono, il servizio, io ho mandato i miei nipoti, i miei figli, sono andati a scuola e così, io ho avuto sempre un buon servizio con la sanità, esattamente uguale. Perché dobbiamo perdere questo? Perché dobbiamo andare a un privato? Io sono di origine argentina, ho cresciuto in Argentina, i miei genitori hanno pagato sempre il privato perché non c'era niente, c'era dopo, sì, quando le cose si mettono male il privato non ti assiste e quindi termini nell'ospedale pubblico. Come le è successo a mio padre, quando aveva il cancro dovevo andare al pubblico perché il privato non riusciva a avere l'assistenza buona che ha il pubblico, le macchinarie buone e tutto che ha il pubblico. Quindi pensate bene, il privato non è il buono. Non è il buono. Pagare l'asilo che ha fatto il comune con i nostri soldi è ridicolo, in che testa? E quindi chiedo a queste nonne che chiamano e dicono di pensare che il privato non è la soluzione per noi in questo momento, non è la soluzione. Ho 2 figli fuori, che guadagnano più di mio marito. Se vogliamo copiare l'Europa, cominciamo a cominciare a copiare con le paghe, con le pensioni. Incominciamo con la qualità di vita, con le strade, copiamo quella Europa, perché io sono andata in Germania, sono andata in Austria quando abitavo in Austria mia figlia, vado in Spagna, vado in Amsterdam e vedo una qualità di vita molto migliore.
Però le paghe sono molto migliori, migliori. Bene, grazie. Grazie, Buongiorno. mille. Grazie Gabriella. Beh sì, sul salario europeo, diciamo, e la differenza tra l'Italia e gli altri tocca un nervo scoperto. I nostri salari sono in discesa dagli anni 90, come potere d'acquisto, ma anche come valori assoluti, in completa controtendenza con il resto d'Europa. Assolutamente. Non c'è un paese d'Europa dove i salari dagli anni 90 sono scesi invece che aumentare. Siamo gli unici. Questo, secondo noi, induce la necessità di fissare un salario minimo, come hanno tanti altri paesi europei. E quella battaglia per il salario minimo nasce da questo. Che iter sta seguendo questa battaglia? Perché non mi pare che il governo la stia prendendo in considerazione. No, il disegno di legge è depositato e in attesa di essere discusso. Ma la battaglia è lì, nel senso è ferma. Sì, noi continuiamo a sostenerla, ma l'opposizione in questo paese non ha la forza di imporre una discussione in Parlamento. È la maggioranza che calendarizza le discussioni in Parlamento. Certo. E quindi per il momento siamo ancora lontani, però siamo contenti che intorno a questa proposta di legge si sia poi coagulato un consenso trasversale in tutte le opposizioni e nelle principali associazioni di categoria. Quindi il salario minimo è adesso una battaglia condivisa da un vasto schieramento, quindi speriamo prima o poi di arrivare all'obiettivo. Ecco, a proposito di obiettivi, è importante che approfitto del fatto che mi avete invitata per ricordare che l'8 e il 9 giugno si va a votare, che ci sono i referendum, che ci sono 5 quesiti, che 4 quesiti sono sul diritto del lavoro e uno è sulla rappresentanza, sulla cittadinanza. Uno può scegliere cosa votare, non deve necessariamente accettare tutte le schede. Se uno è ideologicamente contrario al quinto quesito, e ne ho sentiti moltissimi, può farsi dare le 4 schede sul lavoro e votare solo quelle. Ok? Io personalmente andrò a votare, prenderò tutte e 5 le schede, farò 5 sì, io. Però ognuno poi decide secondo quello che è il suo pensiero e la sua costruzione ideologica, insomma. Però voglio dire, è importante andare a votare perché è fondamentale esercitare il proprio diritto di cittadinanza, proprio di ogni cittadino italiano. Ed è fondamentale andare a votare perché questi referendum sono cruciali per tutta una serie di cose, per il diritto del lavoro, per la dignità del lavoro, per cercare di mettere un freno alle morti sul lavoro, perché il quesito che incide sulla catena di responsabilità negli appalti è indirettamente un sistema per arginare il lavoro a rischio e quindi gli incidenti e i morti sul lavoro. È una strage. Noi perdiamo 3 lavoratori al giorno in Italia, 3 persone al giorno muoiono sul lavoro. È una strage pazzesca. Vero, assolutamente. E quindi per mettere un freno alla cosiddetta flessibilità, che è precarietà, chiedendo che per i contratti a termine ci sia una causale. Perché ho bisogno di un lavoratore a termine? Non lo prendo a termine tout court, devo spiegare perché mi serve a termine. Per mettere un freno ai licenziamenti illegittimi. Perché oggi se uno ha il contratto a tutele crescenti che è introdotto dal Jobs Act, è un lavoratore fragile, nel senso che il datore di lavoro sa esattamente quanto gli costa licenziarlo a prescindere dalla causa. E ci sono tutta una serie di ragioni importantissime per cui è cruciale, anche per le nostre generazioni future, per i giovani, per chi adesso si affaccia al mondo del lavoro, non per i vecchi che non hanno quel brutto contratto molto spesso, ma è importantissimo andare a votare perché siamo una società che ha bisogno di tutelare i propri lavoratori, in termini economici ma anche in termini di diritti che pian piano stiamo andando a perdere. Le leggo una notizia dal
Piccolo online è morto Don Pier Emilio Salvadè, punto di riferimento della diocesi di Trieste, come leggiamo dal Piccolo. Questo, insomma, il suo volto molto riconoscibile in città, anche per i tanti anni in cui Don Pier Emilio ha lavorato, operato per la diocesi triestina. Leggo è morto nella casa parrocchiale dove abitava Monsignor Pier Emilio Salvadè, 80 anni, fino all'ultimo ha svolto il ruolo di prete che lo aveva contraddistinto nella sua vita. Nato l'8 settembre del 45, ordinato sacerdote l'8 dicembre 79, Don Pier Emilio è stato un punto di riferimento della diocesi, anche ricoprendo il delicato ruolo di economo della Curia di Trieste, nonché quello di vicario generale. Questa è la notizia del Piccolo per un online. periodo ha gestito la diocesi sopra casa mia, quella su via San Pasquale. Ok, insomma, volto anche rionale, conosciuto. Sì. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Mi scuso, ho richiamato, sono Gino. Gino, ci dica Gino. Volevo dire alla signora una cosa, se posso, se no chiudo. Prego. Cioè, i 5 Stelle che un po' di anni fa erano quelli che volevano promuovere un referendum per vedere se era possibile uscire dall'Unione Europea, adesso sono dei sostenitori sfegatati dell'Unione Europea, pur sapendo tutti gli inconvenienti che stiamo inglobando nella nostra economia a causa di questa sovrastruttura inutile e anzi dannosa. Noi siamo entrati in Europa tagliandoci il 50% delle nostre risorse. Bisognava avere 2000 lire per avere un euro, quando in Germania il marco era un euro. Cioè, noi abbiamo tutte le caratteristiche da spararsi da soli, no? E abbiamo accettato e continuiamo a accettare questa schiavitù. Non serve a niente, non serve per fare pace, non serve per fare economia. L'automotive è distrutto a causa di regole green che non servono a niente e che adesso anzi sono messe da parte perché bisogna fare missili e bombe. Ma è una pazzia e i 5 Stelle continuano su questa strada. È una cosa, e per questo la gente non va a votare, perché non c'è nessuno che ha l'idea chiara di cosa fare per uscire da questa melma. Grazie, buongiorno. Daniele. Ma io non credo che l'Unione Europea sia la causa di tutti i mali. Io credo che l'Unione Europea sia uno strumento utile. All'epoca si fece, scusate, una battaglia in polemica con l'allora maggioranza sul fatto di poter uscire dall'euro e imporre il proprio peso in Europa, no? Questo è un grosso problema dell'Italia. L'Italia sembra non essere in grado di imporre il proprio peso in Europa. L'Italia è uno dei fondatori dell'Unione Europea, l'Italia è uno dei principali contributori dell'Unione Europea, eppure a livello di politica europea contiamo molto poco. La domanda è perché? Perché la politica europea si fa a Bruxelles e si fa su tavoli di contrattazione continui, costanti, su qualsiasi settore, qualsiasi argomento. Da quei tavoli di contrattazione escono le cosiddette direttive e le cosiddette raccomandazioni, che poi sono le linee guida che dovrebbero venire recepite nei paesi europei. Bene. Se noi non siamo a quei tavoli, e noi purtroppo non ci siamo, perché la classe politica italiana si fa eleggere in Unione Europea per poter poi fare 5 anni di campagna elettorale in Italia senza preoccuparsi di quello che succede in Unione Europea. Questo fanno i politici italiani. Sono rare le eccezioni. E invece bisogna esserci su quei tavoli e bisogna difendere il proprio interesse nazionale. Se noi non lo facciamo, noi siamo vittime degli interessi degli altri, perché sono quelli che passano. Ma non passano perché sono brutti e cattivi, passano perché noi non ci siamo. Noi continuiamo a eleggere persone che usano l'Unione Europea come fonte di finanziamento per poi farsi una campagna elettorale personale in Italia. I nostri politici in Unione Europea sono i più assenteisti di tutti. E non parlo dei miei, i miei sono sempre lì. Il 5 Stelle ha questa filosofia: mi eleggi lì, io lì resto e faccio il mio. Ma
vi ricordate qualche anno fa la polemica su Salvini? Su Salvini, si ricorda. E quello è il punto, non c'è solo Salvini, è un comportamento diffuso, l'assenteismo totale a quei tavoli, che sono così importanti, per poi dire è colpa dell'Unione Europea. No, è colpa tua. È colpa tua che non eri lì e non hai difeso il tuo diritto. E in questo modo noi perdiamo DOC, perdiamo battaglie sull'agroalimentare, vediamo passare politiche industriali che non ci riguardano, perché il tessuto industriale italiano è diverso dal tessuto industriale tedesco o francese. Noi abbiamo un tessuto fatto di micro e piccole aziende. Loro hanno un tessuto fatto di medie e grandi aziende, ci sono degli interessi industriali completamente diversi. Se noi non siamo lì a difenderli, è chiaro che passano le proposte favorevoli a quei tessuti industriali e non al nostro. Ma è un problema nostro, non dei tedeschi. Siamo noi che manchiamo. Però poi diamo la colpa agli altri, che è un lavoro molto popolare in Italia. Cioè quello di... È sempre colpa di qualcun altro. Dare la colpa a qualcun altro. Sì. Bene, noi Danielis dobbiamo andare in chiusura. Grazie. Vedo se ci sono mail, ce n'è unico paese con euro che ha i redditi fermi da 16 anni e diamo la colpa all'Europa e non ai governi italiani, quello lo diceva adesso lei. E nessuno di questi che guarda il disastro che è stata la Brexit, non raggiungendo nessuno degli obiettivi che gli exiter volevano, ma infatti ci sono stati dei passi indietro, o meglio, dei passi di riavvicinamento da parte del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea, l'abbiamo visto proprio con Starmer in questi giorni. Andiamo in chiusura, Danielis, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Una buona giornata, un buon proseguimento a lei, a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti. Sveglia Trieste torna domani mattina, vi anticipo che saranno ospiti Riccardo La Terza di Adesso Trieste, poi Marco Restaino del gruppo speleologico, quindi ci sarà uno spaccato diverso del quale poter parlare domani mattina dalle 9 alle 10. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, buona giornata.